Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, buon giorno e buon mercoledì 3 gennaio. Oggi avremo due ospiti nel corso di questa trasmissione, dalle 8 alle 9 saremo assieme a Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco. Dalle 9 alle 10 sarà con noi l'assessore comunale a lavori pubblici e sport Elisa Lodi. Questi gli ospiti che saranno in studio, invece in esterna Gianluca Paladin, che raccoglie diverse segnalazioni anche questa mattina e che quindi sarà in diverse zone della città. Andiamo a leggere la pagina meteo prima di cominciare con la lettura del Piccolo e la prima pagina anche del Corriere della Sera con le notizie di carattere nazionale e internazionale. Per il meteo, un veloce e debole fronte passerà da ovest a est sulla regione nelle prime ore di oggi, seguito da correnti occidentali più secche in quota. Venerdì si attiverà un flusso sud-occidentale via via più umido a tutte le quote. Per oggi di notte e prima mattina possibile qualche debole precipitazione ad est, in giornata schiarite più ampie sulla zona montana, mentre su pianura e costa permarranno nubi basse, specie est, in serata foschie e qualche banco di nebbia tra bassa pianura e costa. Temperature minime 6-8 gradi, massime 8-11 gradi centigradi. Sguardo a domani, sulla zona montana cielo in prevalenza poco nuvoloso, su pianura e costa da variabile a ovest a nuvoloso per nubi basse a est, foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde. Temperature minime per domani, le previsioni indicano 6-8 gradi, le massime 8-11 gradi centigradi. Andiamo a leggere la prima pagina del Piccolo. Porto, rotte con il Nord Africa, per la prima volta linee stabili con l'Egitto per il trasporto di frutta, accordi anche con il Marocco, decolla la seconda autostrada del mare dopo quella aperta con la Turchia, gli scali mediterranei e la sfida energetica. Trieste, un hub per l'Europa. Gli altri argomenti: ambulanza si schianta contro un tir, 3 i morti, provincia di Pordenone, anche la paziente e una volontaria tra le vittime di questo incidente, che vedremo a pagine 8 e 9 del Piccolo. Così il Covid ha cambiato le nostre vite in 4 anni, dalle mascherine allo smart working, tutte le abitudini che non abbiamo più perso. A pagina 6 e 7, la memoria corta dei buoni propositi, l'articolo di Panarari con l'analisi della società. Sparo al veglione, Pozzolo indagato, usa l'immunità e non dagli abiti, il caso del deputato dei Fratelli d'Italia, lesioni colpose, accensioni pericolose, omessa custodia di armi. Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, è l'unico indagato alla procura di Biella per quanto è avvenuto la notte di Capodanno. Le altre notizie: Partito Democratico, i candidati che servono alle europee, scrive Franco Belci. La cronaca, i gestori degli stabilimenti, si parta con i lavori o la stagione salterà. E torniamo a Trieste con i danni post mareggiata a Barcola. Addio a Livio Poldini, il botanico che svelò la ricchezza del Carso, viene ricordato da Ugo Salvini a pagina 24. Adorante lascia e passa alla Juve Stabia, Unione senza una punta. Il mercato della Triestina che vede in uscita, ormai manca solo l'ufficialità, in uscita l'attaccante Andrea Adorante in cerca di un minutaggio più corposo. L'Unione sta lavorando anche per alcuni acquisti in entrata per sostituire l'attaccante, ma anche per puntellare altre zone del campo. I 110 anni di vita del San Marco, sempre più numerosi turisti che, oltrepassata la doppia porta del Caffè San Marco, si ritrovano di fronte il bancone di legno scuro, gli stucchi dorati, gli specchi, i tavolini di marmo, i divanetti di pelle nera, i fregi floreali, tutto l'insieme che evoca la Vienna di Francesco Giuseppe. Pensano che Trieste voglia così esibire una sorta di fedeltà per il mondo di ieri, alle pagine 30 e 31. Dunque, il racconto dei 110 anni di vita dello storico Caffè San Marco. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera, quindi torniamo sul web, tolto il meteo che abbiamo visto poco fa, le notizie principali dal mondo e dall'Italia. Attacco a Beirut, Israele uccide il vice di Hamas, i droni colpiscono il palazzo
dei miliziani in Libano, 6 i morti. Netanyahu convoca il gabinetto di guerra. Oggi parla Nasrallah all'incognita di come reagiranno i fedeli di Hamas, l'incognita di Teheran. Questa è la foto notizia con l'edificio e l'esplosione che ha devastato questa struttura nella parte sud di Beirut in Libano. L'attacco ha provocato la morte di 2 leader di Hamas. Per quanto concerne invece le questioni nazionali, festa e spari, indagato Pozzolo, Mattarella richiama il governo su balneari e ambulanti, l'ira della Lega, il deputato di Fratelli d'Italia accusato di lesioni aggravate, lui chiede l'immunità, il testimone dice aveva la pistola in mano e quindi passerà dunque al giudizio degli organi competenti. Non sono soltanto errori, scrive Massimo Franco, la maggioranza e gli alibi sulla situazione appena descritta del deputato di Fratelli d'Italia. Non sapevo avesse un'arma, sono basita, la sindaca Del Mastro. Se avessi saputo di quell'arma, spiega Francesca Del Mastro, sorella del sottosegretario di Fratelli d'Italia e sindaco di Rosazza, non lo avremmo fatto entrare ancora, né io né mio fratello Andrea eravamo presenti. Sono davvero rimasta senza parole, per quel ragazzo ferito poteva andare anche peggio. Altri argomenti: soldi e biglietti gratis per gli appalti ANAS, le carte dell'inchiesta del caso Verdini, l'elenco completo delle gare regionali, ANAS in un dischetto conservato in casa, hanno il governo, sono trasversali a pagina 10. La stanchezza e la viltà sull'Ucraina, la guerra e l'Europa, firma di Ernesto Galli della Loggia, tutti contro il CT ben prima dei social. Dei tifosi a Valentino Mazzola, le lettere a Pozzo, contestato nonostante 2 mondiali. Anche il commissario tecnico della nazionale di calcio, Vittorio Pozzo, subì l'attacco degli haters, anche se non c'erano ancora i social network. Dalle lettere conservate nell'archivio Vittorio Pozzo vengono alla luce missive che criticano e talvolta offendono il grande tecnico azzurro bicampione del mondo, e c'è anche una lettera di critiche del capitano del Grande Torino, Valentino Mazzola. La RAI è mio padre che inventò Mike, 70 anni della TV pubblica, scrive Walter Veltroni. Ancora cronaca, uccide la moglie e finge una caduta, il primo femminicidio del 2024. A Capodanno ha portato la moglie in ospedale, aiutatemi, è caduta dalle scale, invece l'aveva uccisa. Quello di Rosa D'Ascenzo, 71 anni, il primo femminicidio del nuovo anno, il delitto non lontano dalla capitale, non lontano dunque da Roma. In taglio alto, Bouquet contenta di essere single, dice l'attrice francese. Le auto elettriche, la cinese BYD supera Tesla. A pagina 27 questo primato che viene attribuito al marchio cinese, che ha superato quello di Elon Musk sulla corsa alle auto completamente elettriche, la sfida della tenuta di queste vetture, soprattutto quanto concerne l'autonomia della batteria. Torniamo all'interno del piccolo, questa era la prima pagina che abbiamo visto poco fa, allora proseguiamo con la lettura. Porto, le nuove linee con il Nord Africa, in primavera al via il trasporto di frutta dall'Egitto, i Rorò di DFDS collegheranno il molo quinto anche al Marocco. Questa è una novità che riguarda il corridoio per il presidente dell'autorità portuale D'Agostino. Da anni il corridoio legato alle filiere agricole ha necessità di passare per l'Adriatico, è una necessità sentita moltissimo dal settore e diamo una risposta importante a un mercato che guarda la Germania e i paesi dell'Europa centro-orientale. Dopo aver risolto molte questioni tecniche siamo agli sgoccioli e presto potremo partire. L'autorità portuale, sottolinea l'agente marittimo Enrico Samer, ha messo in piedi gli accordi governativi fondamentali per partire. Il corridoio per il fresco è stato tentato più volte, finalmente si concretizza in un collegamento regolare basato sulla ferrovia. È un grosso successo che raccogliamo grazie alla capacità di Trieste di dimostrarsi affidabile nell'autostrada del mare con la Turchia. Ora ne nasce anche una seconda, dice Enrico Samer. Fondata nel 1866, la compagnia danese di FDS conta oltre 12.000 dipendenti e un fatturato da oltre 7 miliardi di euro.
La società guidata da Torben Carlsen connette oltre 20 paesi ed è attiva tanto nel trasporto merci quanto nelle linee passeggeri. L'azienda è specializzata in particolare nell'autostrada del mare fra Turchia ed Europa, con una posizione dominante rafforzata dall'acquisizione della società turca Un-Ro-Ro. Il terminal rimorchi TIMT trasloca al molo sesto e crea una nuova rampa e lavori per l'allungamento del molo settimo, che dunque ha necessità di spazio, e per permettere ciò il terminal rimorchi trasloca nel molo sesto. Ancora l'Italia e la sfida dell'energia, Trieste Hub del centro Europa, la partita dell'idrogeno fino alle infrastrutture portuali. Quanto costa la transizione alle rinnovabili? Quarto Med e Italian Energy Report realizzato dalla SRM, Intesa San Paolo, e l'ESL Energy Center del Politecnico di Torino, tutti questi assieme per scommettere sull'idrogeno e sulle nuove infrastrutture portuali, con la sfida, come vediamo dal titolo, dell'energia e il ruolo di Trieste come città che si colloca in un punto nevralgico di questa tratta sia logistica che energetica. I porti del Mediterraneo, hub energetici, indagine su 173 autorità portuali in 85 nazioni. Gli investimenti degli scali sono focalizzati su infrastrutture, transizione energetica e sostenibilità. Oltre il 90% dei porti che hanno risposto hanno piani di investimento rispettivamente in infrastrutture e sostenibilità. Il 31% dei porti prevede di destinare spazi alla produzione di energia rinnovabile, il 13% espanderà gli impianti di produzione energetica già esistente. Il 34% del traffico portuale è costituito da prodotti energetici, oltre 169 milioni di tonnellate nel 2022, parliamo di petrolio e gas in particolare. 270 milioni di euro l'ammontare degli stanziamenti per i green ports, quindi per rendere proprio gli scali più sostenibili. 9 sono le autorità del sistema portuale che beneficiano di importi lato Tirreno e lato Adriatico. Trieste, oleodotto Siot, una media di 40 milioni di tonnellate di petrolio greggio all'anno, con delle capacità in tonnellate che rispetto al 2021 sono aumentate. Trieste tra i primi 5 porti energy italiani, con Cagliari, Augusta, Milazzo e Genova. Questo riassunto nello schema che abbiamo appena letto. Andiamo alle notizie di politica e attualità. Pozzolo è indagato per lesioni colpose, usa l'immunità e non dà gli abiti. Dopo esitazioni nella notte, mattinata accetta di eseguire il test della polvere da sparo sulle sue mani e sui vestiti. Lesioni colpose, accensioni pericolose, omessa custodia di armi. Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, è l'unico indagato dalla procura di Biella per quanto avvenuto la notte di Capodanno a Rosazza, nei locali della Proloco, dove al termine della serata di festeggiamenti un colpo partito accidentalmente dalla sua pistola ha ferito uno dei presenti. I magistrati della città piemontese parlano di atto dovuto. Dunque le indagini e i fatti. Un testimone dice: faceva vedere in giro la pistola, era piccola, sembrava un accendino. Un focus sulle armi in Italia. Le armi nel paese al 2022, quelle da uso caccia erano 609.527, quelle di uso tiro a volo 574.842. Le armi come difesa personale, cosiddetta arma corta, 11.785, la difesa personale invece arma lunga sono 223. Per quanto riguarda le guardie giurate con l'arma corta, pistole fondamentalmente 40.961, le guardie giurate con arma lunga 578, per un totale di 1.237.912 armi fra caccia, uso di tiro a volo, difesa personale e in dotazione alle guardie giurate. Il deputato reazionario di Fratelli d'Italia, i cui post a favore delle armi pubblicava frasi di Mussolini, attaccava vegani e gay, invocando il diritto alla satira per Obama: è colpa dei fucili, ma non sparano da soli, una delle frasi estrapolate dal profilo del deputato. Il richiamo di Mattarella sul nodo degli ambulanti, il contrasto con l'Unione Europea, il DDL sulla concorrenza, prende parole il Presidente della Repubblica, la Corte dei Conti, tweet del giudice sulla manovra, scoppia la bufera.
Ancora la direttiva Bolkestein, quella che regola oggi le concessioni demaniali, prevede la concorrenza per i servizi e l'apertura tra paesi, la libertà di stabilimento, semplificare le procedure amministrative e burocratiche, evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità o per coloro che intendono stabilirsi in un altro paese europeo per prestare dei servizi, la libera circolazione dei servizi, la fiducia reciproca fra gli stati, i fautori e le contestazioni alla base della direttiva europea. Passiamo a una pagina che si occupa del Covid, o meglio di come ci ha cambiati, dalle mascherine allo smart working, tutte le abitudini che non abbiamo più perso, i test fai da te, i tamponi rapidi in farmacia per verificare se si è stati contagiati sono diventati ormai di uso comune, soprattutto quelli fai da te. Le mascherine chirurgiche o FFP2, dispositivi di protezione che si riescono a trovare facilmente in giro nei negozi, il gel per detergere le mani non sono più spariti dagli uffici pubblici e privati fino anche ai negozi, quasi tutti i dispenser di gel per la pulizia delle mani contro ogni forma di contagio. Infatti virus o batteri, una delle primissime regole di prevenzione è quella di lavarsi accuratamente e spesso le mani anche più volte al giorno, non necessariamente con il liquido detergente, bastano anche acqua e comunissimo sapone, ma dedicando all'operazione un tempo congruo. E questa è una delle principali abitudini che sono rimaste inalterate dopo lo scoppio della pandemia. C'è stato un tempo in cui cenoni e pranzi di Natale erano sconsigliati per l'alto rischio di un contagio di gruppo. Cluster era una parola chiave, oltre che un incubo ricorrente. Per entrare nei ristoranti occorreva mostrare il Green Pass e bisognava tenere la mascherina FFP2 finché il piatto non era servito, anzi era quasi meglio ordinare il cibo per asporto e mangiarselo a casa in solitudine. Senza naso e bocca coperti era impossibile andare al supermercato, dal panettiere, al cinema, persino a messa. C'erano le file per fare i tamponi in farmacia, nei gazebo allestiti sulla scorta dell'emergenza bisognava tenere la conta dei giorni in quarantena e studiare attentamente ogni nuovo DPCM. L'Homo Pandemicus, come attore sociale, nasce in questa realtà distopica con il bollettino quotidiano dei morti in terapia intensiva come prima lettura del giorno. Sembra trascorso un tempo infinito da quando il Covid era emergenza nazionale, eppure il virus è ancora qua tra noi, con la sua incidenza in ambito medico, fortunatamente molto meno letale rispetto a 4 anni fa e con le sue conseguenze in ogni categoria umana e professionale. C'è una generazione di adolescenti che ha vissuto la pandemia e ancora oggi ne porta i segni o ne paga lo scotto, con problemi psichici, disturbi dell'alimentazione, isolamento come stile di vita. Basti pensare che il 41% degli adolescenti italiani, quindi poco meno della metà, ritiene che la propria salute mentale abbia risentito negativamente del periodo pandemico. Anoressia e bulimia proliferano fra i giovani, disturbi alimentari dovuti all'emersione di ansie, incertezze e difficoltà. Le liti familiari sono salite in modo esponenziale in tutte le statistiche delle forze dell'ordine, in Veneto ma anche nelle altre regioni d'Italia, una dinamica pericolosissima che si lega in un contesto già molto difficile sul fronte della violenza contro le donne. Questo è l'articolo di Enrico Ferro che poi continua e si delinea in più dettagli. Lo smart working che resiste. Nato come forma organizzativa di gestione del lavoro a distanza, esteso ai tempi della grande pandemia per ridurre le occasioni potenziali di contagio negli uffici o nelle aziende, lo smart working è in realtà rimasto come una conquista che difficilmente verrà del tutto abolita. Oggi è un diritto per i lavoratori fragili e per genitori di figli minori di 14 anni, ma singoli accordi aziendali possono integrare e allargare le fattispecie in cui poterne usufruire, e l'Italia è ancora indietro sulle regolamentazioni e sulla cultura aziendale rispetto a questo strumento, perché è inteso come una vacanza anziché un lavoro, quando invece molti ottusi imprenditori non riescono a capire che è un modo per ottimizzare anche il lavoro e la conciliazione con la famiglia. Però non tutti la pensano in questo modo in Italia, mentre in Europa già si fanno passi molto più lunghi e distesi per quanto riguarda il lavoro agile. Il distanziamento sociale: oggi sono diventate abbastanza rare le seggiole e poltrone distanziate nei luoghi pubblici come ai tempi della grande pandemia, quando certe regole
valevano anche nei cinema, tanto per fare un esempio, però le si trovano ancora nelle sale di attesa degli ospedali, degli studi medici, laddove la mascherina è ancora obbligatoria, quindi ci si può sedere solo, osservando questa forma di precauzione a posti alternati. E poi le nuove modalità di commercio, food delivery, le consegne a domicilio, che sono proprio esplose come tendenza dei consumatori, quella della consegna non solo di cibo e di prodotti e di varie merceologie, ma anche la spesa a casa è diventato un fenomeno dilagante e apprezzato. Rezza, casi in calo, ma dati sottostimati, ormai il tampone è soltanto fai da te. L'epidemiologo analizza il quadro a partire dalla riduzione dei ricoveri, varianti meno aggressive anche grazie agli anticorpi ormai diffusi. Il commento di Massimiliano Panarari, la memoria corta dei buoni propositi, long covid, non nel senso clinico del termine, dal momento che per fortuna la forma circolante risulta essere assai diversa da quella che ha paralizzato negli anni scorsi l'intero villaggio globale, levandoci la vita, in tanti casi tragicamente proprio all'eccezione letterale. In queste settimane siamo piuttosto alle prese con il long fu, come sottolineato dai virologi, e con gli strascichi perduranti di questa sindrome influenzale che ha coinvolto all'incirca 1 milione di italiani, come dicono le statistiche. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per il consueto collegamento e aggiornamento sulla viabilità e su eventuali segnalazioni. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno Schillani, buongiorno all'ispettore capo Lionello Schillani, a lei la linea. Sì, bene, allora innanzitutto la notte per noi trascorsa sugli interventi di routine, notte molto tranquilla, nulla di particolare da segnalare. Per quanto riguarda il traffico attualmente è abbastanza scarso, non prevediamo dei picchi di traffico visto anche il periodo ancora di vacanza, quindi non dovrebbe esserci grandi problemi di traffico in città. Attualmente, ribadisco, è molto scarso in questo momento. Per quanto riguarda i lavori non ci sono nuovi cantieri, come ho detto siamo ancora in periodo di ponte festivo. Gli unici 2 cantieri in essere che ho è quello di Piazza Libertà, che è ancora in atto un restringimento di carreggiata Libertà intersezione Via Pogliana e testa del semaforo, non crea particolari disagi, ma fare attenzione appunto al cantiere che è in essere. C'è anche un nuovo cantiere in Largo Soppo, c'è anche qui un restringimento di carreggiata sull'intersezione, fare attenzione agli operai, anche qui non abbiamo indicazioni di intasamenti e cose altre. Inoltre c'è ancora in essere, stanno continuando dei lavori in strada costiera all'altezza di Grignano, qui c'è un senso unico alternato regalato da semaforo, fare attenzione anche qui, si creano delle piccole code ma nulla di tale. Altre cose particolari non ci sono, manifestazioni non sono previste nella giornata che vadano a interessare la viabilità e quindi restituirei la linea. Grazie a loro, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Proseguiamo con il piccolo, con questa tragica notizia, ambulanza contro tir, 3 i morti, vittime una volontaria della Croce Rossa, ferita anche una collega, la paziente trasportata e l'autista del mezzo pesante. L'ambulanza che si è scontrata contro un tir, difatti 3 vite spezzate nell'ennesimo scontro sulla Cimpello Sequals, l'impatto fra un trattore stradale della Transghiaia SRL e un'ambulanza della Croce Rossa Italiana, sezione di Maniago, che procedevano in direzioni opposte, è stato devastante, così violento da piegare e accartocciare su se stessa l'intera parte sinistra dell'ambulanza ed a strappare i montanti della fiancata destra. Non ha lasciato scampo alla volontaria della Croce Rossa Italiana Graziella Mander, 49 anni, residente a Pinzano, che guidava il mezzo di soccorso, sbalzata sull'asfalto, e alla paziente Claudia Clement, 80 anni, di Vivaro, intrappolata all'interno. Le volontarie stavano riportando a casa l'anziana dal Policlinico di Padova. Si trattava di un trasporto privato su richiesta. È deceduto sul colpo anche il conducente del trattore stradale, Pierantonio Petrocca, 52 anni, padre di famiglia di Valvassone Arzene. È al suo primo giorno di lavoro con la nuova ditta, ma autista esperto. Petrocca è rimasto incastrato nell'abitacolo del MAN, che si è rovesciato lungo il pendio, irto di rovi, e nel fossato con l'abitacolo sul ciglio della complanare sottostante dopo aver divelto una porzione
del guardrail. Un testimone ha detto: il mezzo di soccorso ha invaso la corsia opposta, centrando il mezzo pesante. Il camion carico di ghiaia dopo l'urto è finito nel fossato sottostante. Nello schianto coinvolto anche un SUV. Nella maxi emergenza impegnati in forze vigili del fuoco, militari dell'Arma, 2 elicotteri e un dispiegamento importante di staff sanitario. Queste le foto del post incidente, nelle immagini della tragedia sulla Cimpel-Sequals documentate dal fotografo Marco Brisotto per Foto Petrussi. Al centro dell'ambulanza distrutta dopo l'urto con il camion che faceva parte della Transghiaia. Il mezzo pesante è finito sulla strada sottostante. L'intervento dei carabinieri nella foto in grande, nonché dello staff sanitario e dei vigili del fuoco che sono accorsi per soccorrere le persone coinvolte. Il bilancio è di 3 morti e 2 feriti. Queste le notizie e le foto, eccola qua, dell'ambulanza completamente accartocciata, poi il personale giunto sul posto e i mezzi dei soccorsi. Una regionale trappola, ipotesi superstrada per renderla più sicura, cordoglio da parte della politica, le opposizioni incalzano, serve una riflessione sugli interventi. Il governatore Fedriga, profonda emozione, un pensiero speciale a tutti coloro che servono ogni giorno la comunità. Gravità assoluta. Ammirante, l'assessore regionale ai trasporti, valuta soluzioni alternative per evitare gli attraversamenti di corsia. L'incidente di ieri, in sintesi, sulla sinistra, la dinamica e il punto nella mappa regionale di dove è avvenuto questo scontro. Siamo nella zona del Pordenonese, nella Cimpello-Sequals, che diventa a questo punto oggetto proprio dalle attenzioni regionali anche di interventi di messa in sicurezza. Cambiamo argomento, andiamo in Medio Oriente. Raid israeliano in Libano, ucciso il numero 2 di Hamas. Arouri faceva da collegamento con Hezbollah, Iran e Turchia, e massima allerta, la Jihad islamica, ora chi l'ha ucciso pagherà, bloccati i negoziati sugli ostaggi. Israele affonda un colpo strategico in Libano e attacca coi droni l'ufficio di Hamas alla periferia di Beirut, uccidendo Saleh al-Arouri, il numero 2 dell'organizzazione, uomo chiave e anello di collegamento con Hezbollah, Iran e Turchia. Un raid mirato a sorpresa in cui sono morti anche altri alti funzionari militari dei miliziani, forse anche Khalil al-Haya, pure lui membro del Politburo di Hamas, secondo quanto riportano alcuni media, anche se la notizia non trova ancora riscontro altrove. La morte di Arouri rischia di far dilagare il conflitto Israele-Libano, finora limitato a scambi a fuoco a lungo raggio nel confine con Hezbollah, con l'esercito israeliano che ha dichiarato la massima allerta, pronto a ogni evenienza, ma complica anche i già debolissimi tentativi diplomatici con il segretario di Stato americano Anthony Blinken, che avrebbe rinviato, annunciano fonti israeliane, il suo viaggio nella regione previsto per questa settimana e sembra destinato a bloccare i tentativi di negoziati per gli ostaggi. Fonti diplomatiche arabe hanno fatto sapere, scrive Haaretz, che la situazione è cambiata e i colloqui sono interrotti. Ora non è più possibile alcun progresso, hanno riferito, soprattutto riguardo lo scambio di ostaggi. Mente della lotta armata era ricercato dal 2015, una taglia da 5 milioni per Saleh al-Arouri, che qui sulla destra viene in qualche modo descritto. Avvertì del Kippur, morto Zamir, storico capo del Mossad, aveva 98 anni. La Corte Suprema zoppa la riforma e la giudice Hayut passa alla storia. Difeso il fragile equilibrio di pesi, battuta d'arresto per Netanyahu. In questo articolo i dettagli: piovono missili su Kiev, F-16 in volo da Varsavia, 5 morti nel paese, 115 le persone rimaste ferite, in 250.000 rimasti senza elettricità. Appelli agli Stati Uniti e all'Europa per la guerra in Ucraina e i bombardamenti che sta subendo la capitale ucraina, Kiev. Non passano nemmeno 24 ore
Dalle saette lanciate da Putin con la promessa di spazzare via il nemico sull'Ucraina tornano a piovere i missili con un attacco massiccio, il terzo consecutivo, segnando un altro giorno che comincia con la conta dei morti. Sono 5 le vittime civili in tutto il paese, 115 feriti. La capitale è tornata a tremare. Il sindaco Klitschko ne dà conto in tempo reale quando da poco era riecheggiato quel boato fin troppo familiare delle esplosioni sopra i condomini, confidando nella contraerea e nella speranza che i detriti dei missili distrutti facciano meno danni possibili. Poi riappaiono le immagini di nuovi edifici graffiati dal fuoco della guerra, delle infrastrutture civili colpite, mentre in 250.000 restano senza elettricità nella capitale e dintorni, dove l'inverno è già piuttosto rigido. Andiamo in pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, al rientro continueremo con la lettura delle notizie del quotidiano Il Piccolo, tra poco. Diretta con Sveglia Trieste, mercoledì 3 gennaio, saremo in compagnia fra poco, tra una mezz'ora circa, fino alle 9 del consigliere comunale della lista Russo Punto Franco Giorgio Sclip. Dalle 9 alle 10 invece sarà nostra ospite l'assessore comunale ai lavori pubblici e sport Elisa Lodi. Torniamo all'interno del Piccolo per leggere le notizie del quotidiano. Scontro tra aerei a Tokyo, 5 militari deceduti, in salvo sull'altro velivolo. Il grave incidente legato a doppio filo con il terremoto di magnitudo 7.6 del 1 gennaio. L'Airbus della Japan Airlines avrebbe urtato mentre atterrava. Corea del Sud, il leader democratico ferito da una coltellata. Collegamenti turistici con gli idrovolanti, concessione demaniale per la catena ACI. La controllata statale che gestisce 22 Marina lungo la costa croata ha vinto la gara decennale bandita per uno spazio a Pola. Costituita la società ACI Air, la decisione definitiva è entro il primo semestre. Fiume, una nuova cittadella con 6 edifici vicino a Cantride, progetto Rio. E poi Spalato, nate 2 gemelle a 1 minuto di distanza ma in 2 anni differenti, la prima è del 2023, la seconda è del 2024 e questa è una notizia piuttosto curiosa, a 1 minuto di distanza ma a 1 anno anche di distanza, almeno sulla carta d'identità avranno 2 anni diversi, sebbene poi siano 60 i secondi che dividono i nati in questo primato piuttosto singolare a Spalato. Ancora Croazia, aumenta il controllo sulle strade, nuove autovelox e telecamere che monitorano anche l'interno dei veicoli nell'ambito del progetto europeo Crocodile, sistemi di prevenzione. Qui in foto una pattuglia della polizia stradale in fase di controllo di velocità grazie agli strumenti in dotazione ai corpi di polizia con il monitoraggio delle targhe e non solo. False accuse di business con affaristi del Kosovo per il giudice anti-Trump. Come nel 2016 la corsa alla Casa Bianca potrebbe essere condizionata da fake news che chiamano in causa contatti con l'area balcanica. Il focus di Stefano Giantin su quelle che saranno poi le elezioni negli Stati Uniti. L'inverno difficile delle crisi industriali e al via il confronto sull'automotive. Cresce l'incertezza sul destino dello stabilimento Wärtsilä, attesa per il coordinamento nazionale di Electrolux. Tavoli di crisi, non a caso l'anno si è aperto con l'annuncio dato ieri dal Ministero delle Imprese del Made in Italy di un prossimo incontro plenario del tavolo automotive programmato per il 1 febbraio. Un annuncio che i sindacati dopo mesi di richieste attendono sia replicato a stretto giro anche per l'elettrodomestico, che non ha ancora una data fissata sul calendario. In caso Wärtsilä, ma anche Marelli, Electrolux, l'ex Ilva e un po' in generale tutto l'automotive
che vive una situazione di difficoltà. RC Auto, premi più cari per 765.000 conducenti, in dicembre tariffe al più 35%, Facile.it, Friuli Venezia Giulia, la regione più virtuosa, saranno oltre 765.000 gli automobilisti che quest'anno vedranno aumentare il costo dell'RC Auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023. Quanto emerge da un'analisi dell'osservatorio di Facile.it, che precisa anche come a dicembre del 2023 per assicurare un veicolo a 4 ruote occorrevano in media 618,55 euro, vale a dire il 35% in più rispetto a 12 mesi prima. L'indagine mostra che sebbene la quota di automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa sia diminuito del 7% rispetto allo scorso anno, le tariffe RC Auto continuano a crescere con effetti negativi anche per gli assicurati virtuosi. Se a livello nazionale la percentuale di automobilisti che nel 2023 hanno dichiarato un sinistro con colpa è del 2,33%, guardando al campione su base regionale emergono differenze significative. Al primo posto c'è la Toscana, dove il 3,02% degli automobilisti vedrà quest'anno aumentare il premio dell'RC Auto. Seguono i guidatori di Liguria, percentuale del 2,89, e Sardegna 2,76. Le percentuali più basse invece in Trentino Alto Adige 1,57, Basilicata 1,78 e Friuli Venezia Giulia 1,82% delle dichiarazioni su questo sinistro. Recessione, pericolo scampato, si guarda già alle elezioni degli Stati Uniti, l'anno finisce con l'economia mondiale in ripresa nonostante i venti di guerra, possibile effetto tassi su Germania e Cina, la rivoluzione intelligenza artificiale. L'analisi di Antonio Cavarero, Generali Insurance Asset Management, che Piercarlo Fiumanò per il Piccolo ha riassunto in questo articolo. Banche, parità di genere, certificazione per il gruppo ERA, che ha ottenuto dunque il documento per la parità di genere per le proprie 11 maggiori società. Il risultato riconosce l'impegno del gruppo, che da sempre ha promosso iniziative finalizzate alla parità di genere nell'ambito della selezione e assunzione, della gestione della carriera, degli sviluppi retributivi, delle politiche sul welfare e la conciliazione, progetti di sensibilizzazione e la comunicazione, a volte a favorire una cultura aziendale inclusiva e libera da stereotipi e pregiudizi. Le altre notizie con la pagina dei contributi a livello nazionale. Pioggia di incentivi per le auto elettriche, i bonus arriveranno fino a 13.750 euro con le ipotesi sul tavolo. Il mercato italiano delle e-car, le auto elettriche, non decolla, pronte le misure nell'anno appena concluso. Le immatricolazioni sono aumentate del 18,96%. Qui c'è una bozza degli ecobonus, la guardiamo assieme e cerchiamo di ingrandirla per renderla leggibile a tutti. Ecobonus, la bozza, gli obiettivi: rinnovare il parco auto in Italia, uno dei più vecchi d'Europa, oltre 11 milioni di vetture Euro 3 o inferiori. Fra gli obiettivi, sostenere e supportare le famiglie meno abbienti e rimodulare gli strumenti incentivanti per stimolare l'acquisto di auto prodotte in Italia. Le risorse sono 930 milioni di euro messi a disposizione. I contributi si dividono in diverse categorie. Contributo senza rottamazione 0,20 grammi di elettriche 6.000 euro e 7.500 euro, invece per quelle ibride plug-in fra 4.000 e 5.000 euro, nessuno invece per un'altra categoria di auto. Con la rottamazione di un'auto fino a Euro 2 gli incentivi salgono a 11.000 e a 13.750 per le auto 0,20 grammi elettriche, per le 2160 ibride plug-in da 8.000 a 10.000, fino a 3.000 euro per quelle 61-135 grammi. La rottamazione delle auto Euro 3 ha una quota un po' inferiore, così come a scalare anche le Euro 4. Va da sé che, diciamo, più è alta l'incidenza di inquinamento dell'auto che si va a rottamare, quindi fondamentalmente cosa si fa? Si dice: io ti do un'auto che inquina di più e quindi ho più incentivo
per toglierla dalla strada in pratica, e quindi più è vecchia l'auto e quindi ha delle tecnologie più datate che avevano meno un'attenzione sull'impatto e l'inquinamento, più è alto il bonus concesso dallo Stato. La soglia prezzo massima dell'IVA esclusa di 35.000 euro, 45.000 per le ibride plug-in e 35.000 per le 61-135 grammi. La platea delle persone fisiche e giuridiche, le persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro. Per quanto riguarda la fascia di mezzo, le persone fisiche e giuridiche, e anche in questo caso chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro, per l'ultima categoria le persone fisiche e basta. In breve arrivano anche le penali al recesso anticipato sull'energia, ed alimenti e bollette riparte la carta acquisti, l'iniziativa con i contributi ai cittadini. Superiamo la pagina della borsa, la svolta moderata del PD passa per le imprese, scrive Franco Belci. Un sostegno ai piccoli negozi con una quota delle vendite online, invece, scrive Giancarlo Corò. La pagina delle notizie di Trieste, lavori da inizio febbraio o stagione balneare addio nei nostri stabilimenti. Il grido d'allarme da Kral, Ferroviario, Sticco, Riviera e Sirena. Bando in arrivo a 2 mesi esatti dalle mareggiate che hanno colpito la costa. Gli stabilimenti balneari di Barcola e Grignano lanciano un grido d'allarme, attendono al più presto i fondi e avvertono che se le opere di ripristino non partiranno entro i primi giorni di febbraio, la stagione estiva 2024 rischierà di saltare. I lavori da realizzare sono tanti, in alcuni punti le onde hanno devastato tutto, qualcuno definisce la situazione folle e sconcertante, e più in generale tra tutti i gestori c'è una forte preoccupazione. Le risponde l'assessore regionale al patrimonio e demanio Sebastiano Callari. Entro la prossima settimana uscirà il bando per le risorse disposte dalla finanziaria di dicembre legate proprio alle mareggiate. Claudio Vianello del Ferroviario spiega che la quantificazione dei danni per noi, dice lui, del Ferroviario ammonta a 550.000 euro. C'è il timore che non si parta in tempo. Pensavamo che a questo punto dell'anno saremmo già stati convocati, o che comunque ci fosse già qualcosa di concreto su cui predisporre i ripristini. Questo articolo poi continua, abbiamo letto giusto le prime righe. L'assessore regionale Calleri dice in finanziaria 4,5 milioni ad hoc, la prossima settimana il testo e poi via alle domande. Le tante richieste sono fondamentalmente volte a far sì che la stagione possa partire, perché il lavoro per quella che poi è una ormai estate che si è anche allungata già al mese di maggio, con temperature piuttosto estive per la mensilità, comportano anche un lavoro di diversi mesi per preparare gli stabilimenti ad accogliere bagnanti e turisti. Ancora impraticabile la strada d'accesso al castello di Miramare, disagi per bus e comitive. La direttrice Contessa incalza il comune, si intervenga al più presto. È ancora interdetta infatti la strada d'accesso al castello di Miramare a 2 mesi dalle mareggiate, come anche ricorda la direttrice Andreina Contessa. Cantieri, da Viale Miramare a via San Pasquale, nuove strisce pedonali con Isola Salvagente, al via a breve i lavori per rendere gli attraversamenti più sicuri, interessati anche marciapiedi a Aiuole, a San Giovanni e nel rione di Altura. In questo caso si vedono i lavori in corrispondenza di un attraversamento pedonale a Barcola, che vedrà nuove strisce e una isola di traffico che vuole aiutare i pedoni all'attraversamento. Salvati attacca Di Piazza, silenzio colpevole sugli errori del Rocco. Ogni volta che un esponente della giunta comunale tocca l'argomento Stadio Rocco crea incredulità e acuisce il legittimo fastidio di tifosi e appassionati. Di Piazza non ha smentito questa abitudine. Nel bilancio di fine anno, l'intervista al sindaco pubblicata dal Piccolo il 31 dicembre, non una parola sulla sequela di errori, dichiarazioni irrispettose, scaricabarile tra assessori, non una scusa ai tifosi, alla società, alla città, non una presa di posizione
sugli strafalcioni di Elisa Lodi e l'attacco ad alzo zero sferrato dal consigliere comunale del Partito Democratico Salvati. Sotto tiro in particolare il passaggio in cui Di Piazza ha liquidato come polemiche inutili le proteste per l'impraticabilità del campo dello stadio Rocco. Altre notizie: statua della Madonna donata al Vaticano dal consigliere Porro sarà piazzata al posto di quella distrutta dai vandali nel comprensorio di Via dell'Istria. Impianti del cimitero, parte la riqualificazione, una partita da 158.000 euro. Andiamo a vedere invece altri campi. La Fidal su Campo Cologna, più manutenzione e cura. Parla il segretario provinciale della Federazione Biviano dopo le segnalazioni sulle condizioni di degrado dell'impianto e la gabbia dei lanci va sostituita. In questa foto 2 giovani mentre si allenano sulla pista di atletica del Campo Cologna, struttura che è in capo al Comune di Trieste, ma anche il grande tendone in cui si trovano i campi da tennis che necessitano della sostituzione della superficie di gioco, considerata ormai consumata e quindi pericolosa. La questione sollevata dalla Fidel riguarda anche le modalità della custodia delle attrezzature inutilizzate che vengono utilizzate nelle gare e quindi quando non sono utilizzate vengono però conservate alla bene e meglio. Da lunedì 15 le iscrizioni ad asili, spazi gioco e sezioni primavera, i servizi educativi del Comune di Trieste. Su questo abbiamo l'approfondimento di Laura Buccarella, che ieri con un servizio che è andato in onda nel corso del nostro telegiornale ha fatto proprio il punto su quelle che sono le modalità delle iscrizioni ai servizi educativi comunali, andando a guardare orari, criteri, soprattutto l'attenzione alla modalità. L'iscrizione di fatti è esclusivamente online, il servizio. All'inizio del nuovo anno le famiglie sono alle prese con le iscrizioni ai servizi educativi del Comune e dei bambini tra gli 0 e i 6 anni d'età. Gli Open Day si svolgeranno dal 15 al 19 gennaio con laboratori, giochi e attività. Per il calendario degli appuntamenti l'assessorato alle politiche dell'educazione invita a rivolgersi alle strutture o visitare i siti istituzionali. Anche quest'anno le iscrizioni per i nidi d'infanzia comunali e privati convenzionati, le sezioni primavera e gli spazi gioco, così come alle scuole dell'infanzia per l'anno 24-25 si possono fare dal 15 gennaio al 5 febbraio esclusivamente online con il codice SPID o con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi dal portale iscrizioni del Comune di Trieste www.triesteeducazione.it. I servizi educativi per la prima infanzia sono attivi dal 1 settembre al 30 giugno e sospendono l'attività per le festività natalizie pasquali, come da calendario regionale. I nidi d'infanzia comunali e privati convenzionati sono aperti di norma tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 7:30 alle 17:30. Il calendario delle scuole dell'infanzia comunali viene stabilito dall'amministrazione comunale tenendo conto di quello adottato dalla Regione. Sono aperte dal lunedì al venerdì, di norma dalle 7:30 alle 17. Per informazioni e comunicazioni si può telefonare allo sportello unico 040 67 58869 oppure scrivere una email a scuola.educazione@comune.trieste.it. E Trieste piange il botanico. Il docente Poldini si era schierato contro il progetto Cabinovia a tutela del bosco bovedo. La proposta: ora intitoliamoli un'area verde. Lo studioso morto all'età di 93 anni. Trieste ha perso una delle sue menti scientifiche più lucide e brillanti, quella del botanico Livio Poldini. Il docente, che era diventato emerito nel 2004, è venuto a mancare all'età di 93 anni, compiuti lo scorso 7 settembre. Mentre era ancora in attività, al punto da essere uno dei rappresentanti del movimento contrario al progetto della Cabinovia. Laureatosi all'Università di Padova nel 1959, Poldini aveva ricoperto, nell'ambito della sua lunga carriera di insegnamento, ruoli di assoluto rilievo, rivelandosi uno studioso di botanica e di scienza della vegetazione di grandissimo valore. Tra le sue attività più note a livello locale l'aver coordinato negli anni 70 un gruppo di lavoro formato da naturalisti chiamati a delimitare 14 parchi naturali, 76 ambiti della tutela ambientale del Friuli Venezia Giulia previsti dal piano urbanistico regionale. Fra essi c'erano anche il Bosco Bovedo, già indicato come
ambito di valenza paesaggistica dal governo militare alleato nel 1954 e come riserva naturale dalla legge Belci numero 442 del 1971, poi inserito nel progetto Natura 2000 di valenza europea come zona di conservazione speciale e area di grande interesse naturalistico, nonché ecologico. Cyber, stalking, furti e molestie, le sfide di polizia postale e polizia ferroviaria, il bilancio dell'attività del 2023 degli agenti della polizia, scusate, che sono intervenuti in ambito postale e ferroviario, da un lato proprio i controlli alle stazioni nei convogli, dall'altro invece il controllo particolare sul web. Addio a Giovannini, con Di Piazza, Panteca e colleghi della Stampa. A Sant'Anna il funerale del noto fotografo, uomo generoso e professionista versatile. Qui è un momento del funerale di Paolo Giovannini al cimitero di Sant'Anna, che hanno avuto luogo ieri, per l'ultimo saluto al collega fotografo da parte di tanti giornalisti, oltre a famiglie e amici e anche il mondo istituzionale. Un saluto ancora a Paolo da lassù. Il decano dei presepisti nelle ex scuole di Via dei Giardini ha creato un museo. Giuseppe Castagnaro, classe 1931, porta avanti la passione di famiglia e con l'associazione triestina Amici dei Presepi è operativo tutto l'anno. Qui in foto proprio lo stesso Castagnaro all'interno del museo di Via dei Giardini. Andiamo oltre la pubblicità per passare alle notizie dei comuni della provincia. Spogliatoi e bar dello Zaccaria, c'è l'ok al progetto di fattibilità, l'approvazione in giunta a Muggia, il rifacimento delle palazzine annesse allo stadio comunale è atteso da tempo, per i lavori oltre 1 milione di euro. Il sindaco Polidori parla di opera fondamentale. Qui l'ingresso proprio del campo di calcio e la palazzina degli spogliatoi dello Zaccaria di Muggia. Gli attesi lavori sembrano in rampa di lancio. Via libera dell'esecutivo Gabrovez, spesa di 130.000 euro per rimettere a norma il campo di Aurisina. Sempre di questioni sportive parliamo, ma ci spostiamo da Muggia a Duino Aurisina. La Lega su ambiente e sicurezza sì al dialogo con l'opposizione. Il segretario del Carroccio a Muggia De Sanctis, pronti a discutere in maniera costruttiva per la tutela del territorio un ufficio ad hoc. Il personale della polizia locale andrebbe dotato, come già a Trieste, del bastone telescopico, secondo De Sanctis della Lega. Comune riconoscimento alla Presidente della Croce Rossa Italiana triestina Pallini, qui in foto col sindaco Di Piazza e tutte le altre persone che sono parte operativa della Croce Rossa. C'è anche la consigliera della Lega Manuela Declic. Mattino Foriero di Buonanno con la foto del 2 gennaio pubblicata dal Piccolo. Scacchi, il croato Doric primeggia tra i master nel torneo internazionale che si è svolto all'Hotel Savoia. L'intervento, la violenza non si cura solo a posteriori e reprimendo, ma con una società capace di ascoltare, capire e non lasciare soli. Don Marco Eugenio Brusutti in questo suo intervento nell'interno del Piccolo. Il Caffè San Marco ha 110 anni, 3 gennaio del 1914 lo aprì il commerciante di vini Marco Lovrinovic. Il Piccolo scriveva locale oltremodo elegante. L'originaria decorazione era di stucchi e bacche d'oro con dipinti di Marussi, Barison e Flumiani. E qui alcuni interni attuali e dell'epoca del Caffè San Marco di Via Battisti. Il balletto Giselle al Teatro Nuovo di Udine, fatti e persone, ancora con la pagina della cultura, la triestina Margherita Toso, prima Christine italiana nel Fantasma dell'Opera, la giovane artista chiamata a Monte Carlo a sostituire l'italo-americana Amelia Milo al fianco di Ramin Karimloo. La pagina successiva, Esio Rossetti, l'Orchestra Europea dei Ragazzi contro ogni guerra, per andare poi a Gorizia il 9 gennaio al Comunale di Cormons, così è, se vi pare, con Milena Vukotic. Sport, la Triestina perde Adorante che va alla Juve Stabia, il primo giorno di mercato registra una partenza shock, la punta ha spinto per andarsene in cerca di maggior
spazio di maggiori minuti con un'altra compagine. Il DG Menta punta su Vertainen, di rientro dal prestito nella Serie B greca, giocatore già della Triestina in prestito, si preme affinché possa rientrare anzitempo per coprire il buco che lascia Adorante. Innanzitutto infatti questo rientro dal Callitea di Eetu Vertainen, attaccante finlandese del classe 99, a Menta il giocatore piace, pare anche abbia destato una buona impressione in questi giorni di allenamento. Certo, al momento non vanta numeri che fanno sognare. In questi mesi nella Serie B greca ha giocato solo pochi minuti, però in precedenza ha militato nella massima serie del suo paese con il Tampere e con la AEK Helsinki, nella Serie A scozzese con il St Johnstone e nella Premiership in Irlanda nel nord con il Linfield, dove ha segnato 17 gol in 26 presenze. La sensazione però è che la Triestina potrebbe tornare sul mercato anche in attacco per cercare una punta disposta anche a partire dalle spalle del duo titolare Lescano-Redan, ma pronta a essere incisiva quando chiamata in causa. In questo caso i nomi che circolano sono quelli di Abdul Ghiebre del Modena, la cui unica controindicazione è che è stato convocato con la nazionale del Burkina Faso per la Coppa d'Africa che inizia a metà gennaio. La sua squadra non dovrebbe fare molta strada, ma almeno un paio di partite del girone di ritorno Ghiebre le dovrebbe saltare. Scendono invece le quotazioni di Maximilian Ullmann, giocatore del Venezia, che a quanto pare preferirebbe non scendere in Serie C. Fra le altre, ufficiale l'arrivo dal Mantova di Francesco Bombaggi, classe 89, centrocampista che vanta un'esperienza importante tra Serie C e B, con oltre 350 presenze e 58 reti, mentre al Padova arriva in prestito dal Lecco l'attaccante classe 2002 Mattia Tordini. Si rinforzano anche le dirette avversarie dell'Unione. Domenica si gioca a Trento con un attacco ridotto all'osso, serve il miglior Lescano, il punto sulla partita, la prima del girone di ritorno fra Triestina e Trento. Si gioca in trasferta con una squadra che dovrà fare a meno degli squalificati della partita contro il Padova. Difatti il rosso a Malomo e poi l'assenza di alternative in attacco costringono Tesser a dover schierare gli uomini col contagocce. Schina, chiamatelo mister tripla doppia, i record sono belli ma preferisco vincere. Il personaggio è il play triestino di Torino che si ritaglia un posto nella storia della A2, Trapani e Cantù le più forti, Trieste è solida e gioca all'Europea. Non abbiamo più troppo tempo per proseguire con le altre notizie sportive, ci fermiamo dunque per la pubblicità, ci rivediamo tra poco in compagnia di Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista Russo.Franco. Torniamo in diretta, ben ritrovati e buongiorno e benvenuto a Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista Russo.Franco. Buongiorno. Buongiorno a Bernardo, buongiorno a tutti chi ci ascolta da casa. Allora, ci sono già delle mail Sclip che si rifanno anche ad alcuni argomenti letti poco fa dal Piccolo, perché abbiamo visto come a Muggia e a San Dorigo della Valle sono in cantiere alcuni rifacimenti di campi di calcio, lo Zaccaria di Muggia e il campo a San Dorligo Dolina. E una mail dice: bene i lavori sui campi di Muggia, Aurisina, ma del Ferrini, quindi campo del Ponziana, che novità ci sono? Onestamente a oggi la situazione è come quella di prima. Ma direi di sì, insomma è tutto, a parte l'aspetto esteriore, cioè il totale abbandono della zona del campo, non mi risulta ci siano delle novità concrete. C'era l'interessamento del Chiarabola Ponziana di poter subentrare come gestore del campo, al netto però di una sistemazione comunale di quella struttura. Qualche investimento da parte del comune che però insomma, io sinceramente non ho sentito delle novità su questo. Un bilancio, quello che ha
fatto il sindaco anche con il piccolo il 31 di dicembre, che ha guardato con ottimismo all'avvio di quest'anno, soprattutto per il Porto Vecchio, con quello che possiamo chiamare lo sblocco dei lavori che partiranno verosimilmente quest'anno, con il viale monumentale e soprattutto con, diciamo, questi progetti finanziati dal PNRR, fra cui anche la cabinovia. Certo, sì, beh, abbiamo letto tutti quanti, credo, sul Piccolo. A me ha fatto un po' sorridere questa intervista sul Piccolo, così, insomma, fatta di, come dire, un punto della situazione che però non è un punto, ecco, no? Non rappresenta nulla di concreto, mi viene da dire, su molti fronti, perché purtroppo la situazione è molto stabile, come dire, molte opere in realtà di cui si parla come dire, con toni anche quasi trionfalistici, in realtà si parla di situazioni ferme, situazioni in stallo. Sì, se vogliamo parlare del porto nuovo, del Porto Vecchio, preferisco chiamarlo, ora viene sbandierato come una grande novità questa apertura, no, da largo Città di Santos alla zona della centrale idrodinamica, quella che potevamo percorrere un anno fa. Certamente i lavori saranno fatti, sicuramente la situazione si presenterà migliore, questo oltre al fatto di poter passare sicuramente è una buona cosa per tutti quanti, per chi amava frequentare quell'area, per chi vuole andare in Porto Vecchio dal centro città a piedi, certamente questa è una cosa positiva, però stiamo parlando, come dire, delle fondamenta appena di una realtà, cioè il Porto Vecchio, che per poter decollare dovrà avere certamente come dire, elementi più sostanziosi, ecco, elementi più sostanziosi. Io sinceramente di concreto, oltre a questi viali che sono rimessi a posto, vedo soltanto gli spostamenti della regione, gli uffici regionali, di cui abbiamo avuto modo di parlare già molto, anche in Consiglio Comunale non ci siamo espressi come lista Russo.Franco, ma in generale come opposizione contrari. Non perché non vediamo di buon occhio, come dire, lo spostamento o l'insediamento di nuove attività in Porto Vecchio, ma proprio quella dello spostamento degli uffici regionali non ci sembrava, non ci continua a non sembrare un'attività fondamentale per il rilancio di quell'area, che invece dovrebbe essere certamente un'attività di tipo privata, un'attività che sia in grado di attrarre nuove persone anche che arrivino a Trieste, nuovi posti di lavoro e soprattutto persone giovani. Certamente gli uffici regionali da questo punto di vista non possono dare questi input, no? Oltre al fatto di desertificare molte zone della città, come sappiamo bene che il progetto prevede questo, quindi in realtà è un successo, comunque insomma ancora tutto teorico, però soltanto puramente teorico. Non c'è in qualche modo come dire, la consapevolezza che questo spostamento, perché di questo si tratta, di uno spostamento di uffici, possa essere in qualche modo precursore per insediamenti futuri, cioè sapere da parte di un imprenditore, sapere che in quel sito, sebbene sia l'inizio del Porto Vecchio, guardando da città, ci saranno, non lo so, 1000 dipendenti, non so quanti sono in regione onestamente, 1500, facciamo 1000, 1500, che lavorano lì ogni giorno, diventa appetibile per chi vuole aprire ristorazione, di chi vuole aggiungere servizi, quindi non è un punto di partenza per nuove attività. Mi rendo conto che non sarà il punto di partenza della grande attività, in qualche modo, non so, industriale pulita, perché forse magari mal si sposa un ufficio di una pubblica amministrazione e una sorta di industria, chiamiamola azienda vicina. È più facile che a un insediamento di questo tipo, come quello degli uffici regionali, si affacciano servizi come quelli che conosciamo già sparsi in città. Però non è un modo per dare il via in qualche maniera. Ma certamente, insomma, è chiaro e palese che il tentativo è questo, ecco, cercare di rivitalizzare un'area che appunto purtroppo da molti anni, da troppi anni è ferma, abbandonata. Questo è certamente il tentativo. Il problema vero è che dietro questa operazione di spostamento dei dipendenti regionali in Porto Vecchio, sinceramente non vedo niente di concreto. Non vedo niente di concreto. Si parla molto di questo ipotetico investitore del Porto Vecchio, su cui abbiamo anche chiesto spiegazioni.
abbiamo chiesto qualche informazione a livello di consiglio comunale, però ci è stato risposto che fino al momento in cui non saranno concluse le trattative è meglio non parlare della persona con la quale si sta trattando, no? Questo sembra curioso per un'amministrazione pubblica, devo dirlo sinceramente, dove dovrebbe vigere completamente la trasparenza e soprattutto nel momento in cui ci fossero più investitori, la trasparenza potrebbe giovare a individuare l'investitore migliore. Una concorrenza, diciamo. Esattamente, no? Quindi stiamo parlando di un'area molto grande della nostra città dove realmente si potrebbero giocare una bella fetta di futuro della nostra città, che viene gestita in maniera, vorrei dire, quasi misteriosa, no? Viene gestita in questo momento da pochissime persone. Ecco, abbiamo ribadito molte volte, l'area del Porto Vecchio è un'area enorme, è un'area esageratamente smisurata per la nostra città. Nessuna città in Italia e in Europa ha un'area portuale così estesa come quella di Trieste. Questo perché, lo sappiamo bene, il porto di Trieste non era il porto di una singola città, ma era il porto di un impero. Certo. Okay? Quindi appare veramente strano che poche persone in questo momento siano lì a decidere come gestire il futuro di quest'area. Ci vorrebbero, lo dico insomma proprio con chiarezza massima, un pool di persone, anche le migliori persone che noi potremmo immaginare per questo, una decisione collegiale che veramente possa portare quell'area al futuro che merita e che tutti auspichiamo. Abbiamo una telefonata che andiamo subito a sentire. Buongiorno. Dottor Gugliotta, buongiorno a lei e al suo ospite. Sono in linea? Sì. Buongiorno, sono Fulvio. Buongiorno. Guardi, dalle parole dei consiglieri adesso si potrebbe parlare mezz'ora del Portofranco Nord, cosa si potrebbe fare e cosa si dovrebbe fare. Basta tirare fuori il trattato di pace, vedere le peculiarità del territorio libero di Trieste, avere l'onestà da parte dei politici, e attuare e mettere quelle aree, fare un appalto, fare un'asta per darle in concessione. Non occorre altro che miseria a Trieste. Ma il valore economico del territorio libero di Trieste è talmente enorme che non riusciamo nemmeno a immaginare. Il fatto che Trieste, come ieri il Presidente del Consiglio Comunale ha detto che Trieste è stata annessa. Quando è stata annessa? Nel 1954? Con il trattato di Osimo? Quando è stato annesso il territorio libero di Trieste? Vede, la non voluta sincerità da parte dei politici, e mi dispiace dirlo, è una vergogna per la Repubblica Italiana. Le istituzioni vanno rispettate, ma le persone che le occupano devono essere delle persone oneste e sincere. Perché il territorio libero è legge e Costituzione della Repubblica Italiana. L'Italia è il più bel paese del mondo con il 63% delle famiglie che non arriva a fine mese. È fino a pochi anni fa una delle potenze mondiali, una delle potenze economiche mondiali. La seconda in Europa era adesso ridotta a quel 63% delle famiglie che non andrà ancora peggio, andrà ancora l'ultimo colpo, gli ha dato gli aumenti dei tassi, perché l'inflazione non è un'inflazione da consumo, è un'inflazione da aumento delle materie prime. La gente non consuma come era negli anni 70 e 80 che consumavamo all'impazzata, no, non è quella inflazione. Non è, le persone non si risolveranno più, migliaia di piccoli imprenditori che hanno chiuso a 40, 50, 60 anni, cosa faranno adesso? Chiederanno l'assegno di inclusione? Il territorio libero è legge,
Panteca ieri, ma cos'è, un eversivo? Mette in discussione l'ordinamento della Repubblica Italiana così? E questo è Presidente del Consiglio Comunale. Ma stiamo scherzando? Ma noi viviamo, non lo so, viviamo nella fantascienza. Speriamo, ho detto, sotto l'albero di Natale non ho trovato né onestà né verità e neanche una coscienza. Speriamo che con la Befana nella calza ci sia qualcosa. Auguro a tutti voi tanta salute per il anno nuovo, ma sotto l'aspetto economico, finché purtroppo siamo legati a questa politica, Trieste non ha futuro. Non ha futuro. Ok, va bene. Diciamo che nulla di nuovo rispetto a quanto abbiamo sentito in questo periodo. Fulvio intende continuare a insistere su questo punto, sebbene poi insomma, di atti risolutivi ce ne siano pochi da poter fare, almeno a livello comunale, intendiamoci. Certamente a livello comunale poco si può fare da questo punto di vista. È un discorso che su alcuni passaggi posso anche condividere personalmente, soprattutto sul fatto che molte persone fanno fatica come dire, a mantenere un tenore di vita che avevano magari qualche anno fa, però sul resto insomma evidentemente poco si può aggiungere. Dunque abbiamo visto anche dal piccolo poco fa come ci siano delle emergenze da dover risolvere per far presentare la zona balneare pronta per la stagione estiva. Lavori da inizio febbraio o stagione balneare addio nei nostri stabilimenti. Il grido d'allarme da Kral, Ferroviario, Sticco, Riviere Sirena, bando in arrivo, viene detto dalla regione, però è una corsa contro il tempo, Sclip. Certo, una corsa contro il tempo. Io penso, come tanti triestini in questi giorni, primo dell'anno soprattutto, visto abbiamo fatto due passi a Barcolia, e abbiamo, insomma, penso tutti possono verificare di persona lo stato delle cose, insomma. Visto anch'io, sì. Esatto, no? Certamente insomma, i danni sono ingenti, sono notevoli. Sì, ci sono già alcuni piccoli cantieri per cercare di mettere in sicurezza, immagino almeno, comunque di provvedere al rifacimento di alcune zone, però molte altre, in particolare gli stabilimenti, no, che vediamo qui nella foto che sono riportati sul piccolo, sono certamente in stato più preoccupante, ecco, più preoccupante. Certamente sappiamo che i tempi non sono immediati, siamo ai primi di gennaio e ovviamente chi fa di questa attività il proprio lavoro inizia a essere un po' preoccupato, insomma, perché certamente, come dire, anche gli altri cantieri che abbiamo in città non sono incoraggianti da questo punto di vista, ecco, in quanto a tempi di rispetto delle tempistiche dei lavori, no? Quindi giustamente le persone iniziano a preoccuparsi. 2 mesi dalle mareggiate, apparentemente non è stato fatto niente, immagino che gli uffici abbiano già lavorato per dare degli affidamenti alle ditte, però insomma per ora non si vede nulla o comunque poco di concreto. Intanto Moleudace almeno è stato ripristinato. Moleudace sì, ho visto è stato ripristinato, beh insomma... ma con degli interventi puntuali, piccoli e tanti interventi puntuali, immagino sparsi tra varie ditte, il lavoro immagino possa essere più veloce. Anche poi è stato gestito dall'autorità portuale. Portuale, esattamente, no? Sì, esatto. Quindi forse ha avuto una procedura più snella. Ha avuto un iter diverso, sì. E c'è anche il grido, diciamo, d'allarme dei Miramare, sì, che anche qui. Si vede ancora interdetta la strada, o meglio impraticabile, il passaggio per i pullman, in no? quello che è un passaggio nevralgico per i turisti. Assolutamente sì. E anche qui ho visto anch'io questo divisorio, diciamo, tra la zona che ha subito il danno della mareggiata e la strada, però tempistiche per i lavori anche qui non sono note, e questo certamente è un danno, insomma. Dopo sappiamo bene che i pullman possono posteggiarsi da un'altra parte, però questo è. Si è schierato invece sul Stadio Rocco il suo collega di consiglio, sì, non di lista, Luca Salvati del Partito Democratico,
sulla questione concerti e Triestina, Sì, che rimane ancora un po' un punto di domanda in sospeso, possiamo definirlo così? Assolutamente, rimane una risposta alla quale l'amministrazione comunale non ha dato una risposta, no? Fin troppo evidente, è una risposta fin troppo semplice. Sappiamo tutti, insomma, quello che è successo allo Stadio Rocco. Chi aveva deciso quest'anno di fare l'abbonamento, praticamente un anno buco, è andata buca, Basta. perché insomma, a meno di trasferirsi a Fontanafredda, che è una bellissima località, però insomma, sicuramente non agevole per oltre metà della stagione. C'è anche questa beffa degli eventuali, direi a questo punto probabilmente, molto probabili, insomma, playoff. Sappiamo bene che mi sembra il 6 giugno, 9 giugno, 9 giugno, 9 giugno è già previsto un concerto per il quale sono stati venduti tanti biglietti, cioè migliaia e migliaia di biglietti, questo è, per cui il campo verrà rimesso a posto nei prossimi 3 mesi, anche Sì. qui non dal comune, ricordiamolo pure, perché il comune è stato, come dire, ritenuto non degno di fiducia da parte dell'amministrazione regionale, che ha girato i finanziamenti per rifare il manto del campo, addirittura la Federazione Gioco Calcio, se non sbaglio. Quindi l'ennesima dimostrazione della poca fiducia, del commissariamento quasi, verrebbe da dire, da parte dell'amministrazione regionale rispetto al Comune di Trieste. La stessa cosa è avvenuta, ricordiamo, anche se insomma, non c'entra quel campo, quello Stadio Rocco, ma con i lavori per la messa a posto, diciamo, della ex caserma di Via Rossetti, stesso meccanismo, no? In questo caso, in questa situazione, il comune è stato commissariato, usiamo questo termine un po' forte, non è esattamente così, ma insomma non è stata riposta la fiducia nell'amministrazione comunale, cioè nella capacità del comune di portare a termine un'opera pubblica, e i soldi sono stati girati all'EDR, cioè l'ente di decentramento regionale, la ex provincia, Sì, per capirsi. sì, Ecco, sì. quindi situazioni un po' che non fanno capire la misura e la capacità dell'amministrazione comunale di portare a termine i lavori. Non è una bella cosa questa, perché un presidente americano di una società di calcio a Triestina che dichiara di non voler trattare con il sindaco e con l'amministrazione comunale, certamente non è un bel segnale per la città, certamente dice di aver fiducia nell'amministrazione regionale, però oggettivamente anch'io da cittadino di questa città sentire questa poca fiducia verso il sindaco non è una cosa che fa piacere a nessuno. Ecco. Leggo un paio di mail, Sclip. Sì. Buongiorno, cosa aspetta il comune a fare la bonifica del giardino dell'ex scuola di Via dei Giardini, dove si fa la mostra dei presepi e dei trenini, e la bonifica del boschetto di Servola, scrive Nevio Tull. Questa è una attesa da tempo, da quando proprio furono fatte le campionature, che andavano a verificare che c'era un inquinamento in quei giardini. Poi si è proceduto con altre metodologie. Ok, questo fa parte. C'era un'altra mail anche? Poi ce ne sono altre, se vuoi rispondere a questa, perché dopo cambiamo argomento. Sì, ma questo fa parte un po' dal mio punto di vista, del modo di procedere di questa amministrazione, che è una scelta. Si parla molto di grandi opere, dicevamo prima anche per il Porto Vecchio, è un periodo in cui abbiamo insomma, abbiamo dei finanziamenti derivanti dal PNRR che sono tutti finalizzati, per scelta principalmente, a grandi opere grandi, opere impattanti. Ripeto, è una scelta, poteva anche non essere così, perché se si sceglieva di chiedere i finanziamenti per dei progetti, ad esempio, di rigenerazione urbana, cioè ad esempio mettere a posto una piazza in ogni rione, potevano essere interventi molto più piccoli e con ricadute molto più positive dal mio punto di vedere sulla cittadinanza, cioè cittadinanza nella quale mi metto anch'io e anche tu, no? Certo, Nel senso, certo. tutti quanti noi. Si è puntato invece su grandi opere, e questo ovviamente, grandi opere in alcuni casi anche ritenute evidentemente inutili, il caso dell'Ovovia, insomma, no? per capirsi, ma queste opere chiedono e richiedono molte energie, molta dispersione di energie da parte degli uffici tecnici, ad esempio del comune, ma anche dei legali, se vogliamo, un po' di tutta la macchina amministrativa che si muove per cercare di portare in porto queste opere, perdendo però di vista queste piccole
come questa di questa email, però molto significative evidentemente per le persone che vivono ogni giorno, ad esempio, in una zona vicino a al boschetto o a un giardino, no? Come veniva indicato, alle persone che camminano sui marciapiedi ogni giorno e trovano buche. A proposito, questo era un argomento così curioso. Quello delle buche? Sì, delle buche, no? Perché nell'approvazione del bilancio che è stato fatto all'ultimo Consiglio Comunale di dicembre ci è stato detto, in realtà nella commissione che precedeva il Consiglio nel quale il bilancio è stato approvato, è venuto fuori che per la riparazione delle buche sui marciapiedi a bilancio ci sono 200.000 euro. Anch'io ho chiesto, ma come 200.000 euro? Mi sembra una cifra veramente ridicola, no? Perché insomma, sappiamo di avere certamente chilometri e chilometri di marciapiedi in condizioni veramente penose. La risposta è stata: non ci sono più soldi. Allora stride un po', no? 200.000 euro per mettere a posto le buche, dall'altra parte milioni e milioni per opere di ogni tipo. E poi ho fatto una precisa domanda: quanto costa una caduta di una persona su una buca? In termini, diciamo, in termini economici, legale, in termini, sì, in termini proprio economici di rimborso da parte del comune, esatto, sulla persona, che ovviamente una caduta su una buca, ricordiamo, per una persona anziana può voler dire la rottura di un braccio, di una caviglia, e quindi una vita anche in qualche modo che magari prende una piega diversa. Queste sono ricadute certamente molto più importanti del rimborso eventualmente economico. Mi è stato risposto che una caviglia vale 13.000 euro. Ok. Siamo 200.000 persone. Quindi 20 caviglie sono... Ma diciamo che anche l'1% delle persone possa subire per restare bassi, insomma, no? E veniamo subito a 500 milioni, ok? Facendo un conto così proprio a spanne. Sono soldi. Dio. Sono soldi di rimborsi. Dopo sappiamo che probabilmente ad ogni denuncia probabilmente non corrisponde un indennizzo, sì, no? chiaro, Insomma, chiaro. però era un conto così che facevamo quasi sorridendo, comunque bevendo un caffè nelle pause del Consiglio. Insomma, è un numero che ci ha un po' impressionato. Quindi torno al punto al focus di questa domanda. Mi sembra veramente che anche col discorso famoso di fine anno del nostro sindaco, l'amministrazione ha puntato molto su grandi opere che, per l'amor del cielo, non voglio dire non interessano i triestini, perché avere adesso il viale all'interno del Porto Vecchio, tutti siamo contenti di questo, è inutile dire di no, no? Tutti siamo contenti, tutti saremmo contenti di avere di nuovo Barcole ad aprile rimessa a posto, eccetera. Non è questo il tema. Certo. Il tema è che probabilmente con queste grandi opere si è un po' perso anche molte grandi opere a favore dei turisti, ok? Torno a dire l'Egovia, cioè triestini. Noi di lista Russo.Franco abbiamo fatto un sondaggio reale, concreto, abbiamo fermato le persone, non come il sindaco che ha detto mi sono seduto con la sedia lungo la via commerciale, cioè no, voglio dire, è imbarazzante quasi un'affermazione di questo tipo. E noi invece l'abbiamo fatto veramente, siamo stati nella scorsa primavera a Opicina e anche in centro città a chiedere alle persone: usereste l'Egovia come nuovo mezzo di trasporto, eccetera, eccetera. Le risposte vanno in una direzione completamente opposta da quella che studi assolutamente teorici di flussi ipotizzano. Quindi tutte queste grandi opere portano via energia, portano via anche l'attenzione dalle, non voglio dire piccole cose, ma dai lavori quotidiani che le persone normali, chi ha un figlio e va ai campo giochi vorrebbe avere i giochi nuovi, i giochi messi a posto, i giochi dove non sia scritto pericolo, non è possibile giocare, vorrebbe avere il campetto di calcio, di basket nel giardino sotto casa rimesso in condizioni dove si possa giocare senza farsi male la caviglia, e quindi insomma mi sembra si sia perso un po' il focus sulle cose che la gente ritiene importanti per la propria quotidianità, per la propria vita, le cose di noi triestini, ok? Triestini e triestine, non quello che vogliono i turisti, ok? Chiaro. Abbiamo una telefonata, poi andremo in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno a lei, sull'ospite, sono Gino. Prego. Approfitto dell'argomento che ha sollevato, appunto, che state discutendo, per riportare in auge quel problema della fermata bus di fronte al cimitero.
Sì. Penso che sia un unicum in tutta Italia. C'è una fermata in cui c'è la pensilina e dopo 200 metri c'è il palo. Cioè, per cui chi deve prendere il bus o è menea, eccetera, perché è una roba indegna. E sono 5 mesi, più di 5 mesi che è finita la rotonda e che questa situazione persiste. C'è il palo della fermata provvisoria a 100-150 metri dalla pensilina, dove la pensilina ha anche il tabellone attrezzato, quello che ti dice gli orari, eccetera, per cui la gente da 5-6 mesi, sotto la pioggia, sotto la bora, deve stare lì a aspettare i bus, che quello è un posto anche molto frequentato perché passano un sacco di linee dell'autotrasporto urbano. E quindi non c'è nessuna, ho fatto un mail alla Trieste Trasporti, ho parlato 4-5 volte qui da voi a Sveglia Trieste, nessuno si è mosso, non si sa, ho mandato anche le foto, non si sa il perché, c'è tutto, c'è solo il pavimento dissestato, ma penso che, non so, un operaio un giorno o due, se è lento, risolve il problema. Il problema è sapere a chi spetta questo lavoro, nessuno si è fatto vivo. E questa è una vergogna, perché il comune, giustamente come diceva il signore, dovrebbe pensare al benessere dei cittadini. Lì sicuramente qualcuno si può anche far male, perché mentre la fermata del bus è in piena zona, diciamo, della strada del traffico, la pensilina è proprio a 2 passi dal sottopasso, quindi molto più sicuro anche per gli stessi utenti del servizio. No? E non so, è così. Comunque l'ho segnalato, spero nuovamente che qualcuno colga il problema. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, sì, conosciamo la situazione e condividiamo l'attenzione a questa risoluzione perché è abbastanza ridicolo, più che altro perché insomma, mettere la fermata dell'autobus qua e la pensilina qua e dopo l'autobus arriva qua e chi è sotto la pensilina deve correre, mentre corre l'autobus parte e va via, va a finire che sembra la scena di Fantozzi quindi sì, sicuramente da risolvere, anche se insomma, si tratta di questioni urbane, come dire, non banali ma spicce, cioè la cui risoluzione negli occhi del cittadino dovrebbe essere abbastanza semplice, cioè prendi la cosa e la rimetti al suo posto. Insomma, io la faccio semplice, certo. Poi mi rendo conto che nella pubblica amministrazione ciò che al cittadino sembra semplice non è, perché c'è dietro tutta una questione di la competenza di chi è, coinvolgere quello, coinvolgere quell'altro, sentire il geometra, sentire l'agronomo, sentire qualunque specialista, attivare la burocrazia, avere il parere, attivare quello. Quindi mi rendo conto che nella pubblica amministrazione, poi basta vedere il privato quando deve attivare dei lavori anche per i condomini, quale epopea di documenti deve fare, quindi nella pubblica amministrazione, fra virgolette purtroppo, sappiamo che i tempi sono lunghi per via di tutta una serie di rispetto di determinate norme, però insomma anche in questo caso credo che sia prevalente un po' il buonsenso di riconoscere che c'è stato un errore e di poterne porre rimedio. Poi le tempistiche abbiamo conosciuto essere molto lunghe talvolta. Dobbiamo andare in pubblicità, come detto, rientriamo tra poco, abbiamo ancora alcune mail, ci vediamo tra qualche minuto. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, con noi in studio Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista Russo.Franco. Invece siamo collegati dall'esterno con Gianluca Paladin per una segnalazione che andiamo a capire di cosa si tratta e quale sia. Buongiorno Gianluca. Sì, buongiorno Bernardo, a te i telespettatori, buongiorno a tutti quanti. Allora raccogliamo subito questa segnalazione, intanto buongiorno anche a Marco che è colui che ci ha chiamato. Buongiorno Marco. Buongiorno, sì, volevo segnalare qua l'asfalto in via Paesiello perché è parecchio scivoloso, infatti se vogliamo anche andare a vedere. Dimmi cosa è successo in questa zona, perché... In questa zona una mattina che sto andando a scuola, occhio che c'è la macchina, siamo caduti in 4 in un raggio di 30 secondi. Io, un signore, una signora con la figlia e un altro signore, perché proprio dei motorini scendono, qua iniziano a girare, l'asfalto scivola e finisce per terra. Io non mi sono fatto niente perché non mi sono fatto nulla, però la signora si è fatta male con la bambina dietro, quindi non so,
sarà anche un po' colpa delle strisce pedonali, ma non si possono cambiare comunque. Però l'asfalto, diamoci, non so, una controllata, una strisciata con qualcosa per renderlo un poco più aderente. Infatti prima che passasse la macchina, vieni pure con me, noi stavamo sondando qua la situazione, perché in effetti se facciamo così coi piedi sembra quasi di stare su quei pavimenti di marmo. Esatto, no? scivola, e quindi immagina con le scarpe, pensa a una macchina o un motorino che arriva magari a 50, anche 60 all'ora. Può far male, cadere per terra, poi con la pioggia magari un signore, magari qualcuno, non è il massimo. E anche tu sei già caduto? Sì, anch'io sono caduto qua, proprio non stavo andando a scuola una mattina, arrivo tranquillo come ogni giorno, boom, per terra in un attimo. E niente, mi sono fatto un bel scivolone e mi sono tirato su. Quindi la richiesta di posizionare magari una cartellonistica che avvisi e di fare qualche lavoro. Attenzione, scivola, o magari anche, non so, dare una serietta con l'asfalto, qualcosa per grattarlo, per rendere un poco più aderente alle gomme. O se no un cartello, un qualcosa, giusto per segnalare, ecco. Noi siamo in una zona tra l'altro di grande passaggio, perché comunque c'è la scuola, siamo nella parte alta di Valmaura. Tutti vengono giù, c'è la scuola elementare poco più sopra, quindi tutte le macchine, motorine che portano i figli vengono qua, passano tutti qua davanti, quindi magari un controllino, un qualcosina. Quindi tu giustamente hai detto, sono caduto io, ho visto cadere una signora, ho visto cadere altre persone, e insomma... Sono il primo, non sono neanche l'ultimo, ecco, diamo un occhio. Va bene, va bene. Allora Marco, io ti ringrazio, poi ovviamente noi portiamo questa segnalazione agli uffici preposti e con le immagini tra l'altro vediamo proprio la zona dove siamo, questa è via Paesiello, parte alta del rione di Valmaura. Questa è la segnalazione che ci ha raccontato Marco, che lui stesso, tra l'altro sei caduto con lo scooter. Sì, con lo scooter mio, sì. Quindi hai fatto una bella scivolata. Bella scivolata per terra, molto MotoGP, sì. Si è fatto male? Un pochino, c'ho le scarpe tutte rovinate, poi ho rotto i pantaloni, qua c'ho un taglio che ho coperto con la calza, però sì. È successo anche recentemente, quindi? Sì, 2 settimane fa, quindi non è una cosa vecchia. E quando anche è successo a te ti sei deciso a dire basta, bisogna un attimo... Che succede a me, amen. Mi sono girato, ho visto 3 sedere cadere, ho detto magari non sono io che ho sbagliato. È tutto qua. Va bene Marco, grazie della segnalazione e risentiamoci sperando di poter aiutare a fare qualcosa. Certo, grazie. Grazie Bernardo, questa è la segnalazione raccolta qui in via Paesiello, rione di Valmaura. Noi fra poco ci sposteremo verso il centro città proprio per raccogliere un'altra segnalazione che tra l'altro conosci anche tu. Saremo in via Sant'Anastasio dalle parti della sede dell'Inps per intenderci. Qui per ora da Valmaura è tutto, a voi studio. Grazie Gianluca, grazie anche al ragazzo che era con te, che ha voluto segnalare questa situazione di difficoltà. È una zona dove abbiamo visto anche la carreggiata e l'orizzonte stradale ti consente di magari andare spedito senza troppi impedimenti. L'invito è sempre quello di non correre, perché poi, come abbiamo visto qua, basta non conoscere la zona, vedere sì che c'è ampia strada, ma non conoscere un asfalto pericoloso, che ci si trova a terra in 2 secondi se si è alla guida delle 2 ruote. Quindi innanzitutto prestare attenzione alla velocità, poi se possibile porre un accorgimento per quel tratto che evidentemente vive di una situazione particolare di scivolosità, forse si deposita qualche polvere o qualche cosa, allora a maggior ragione bisognerebbe porre un rimedio, diciamo così. Certo, ma ben vengano queste segnalazioni, come dicevamo anche prima, di normali cittadini, in questo caso Marco, questo ragazzo, ha verificato di persona una situazione pericolosa, mi sembra normale e molto civile, no? Come dire, nella logica della partecipazione alla sicurezza, in questo caso, della nostra città, nei modi da lui conosciuti, segnalare questo, portare all'attenzione, in questo caso, degli uffici comunali. Ovviamente si spera, come nel caso della pensilina prima da spostare sempre più o meno nella stessa zona, si spera però di avere una risposta pronta da parte di chi deve porre mano a questa situazione, altrimenti poi succede questo, no? Le persone, i cittadini anche si prendono la briga di fare delle segnalazioni, quindi anche di, non voglio dire esporsi, però insomma in qualche maniera di farsi carico di una situazione. Se poi però passano mesi e mesi, perdono la fiducia nell'istituzione, dicono ma io mi sono anche dato da fare, ho segnalato, sono passati 6 mesi, 9 mesi, non è successo niente, lasciamo che le cose vadano come... Sì, c'è una disaffezione poi esatto. anche. Quindi è quello che dicevo prima, no? È molto importante un'attenzione anche alle piccole cose che però per le persone che transitano di lì ogni giorno, per chi è già caduto,
per le persone che vivono in zona sono le cose più importanti. Chiaro. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega del Vignò, buongiorno. Prego. Ieri ho telefonato sostenendo il discorso che faceva il signor Fulvio sul territorio libero. No? Beh, no. E Sì. poi quando sono passato alla mia dichiarazione che volevo dire che prendete a spunto tutte le magagne che lascia il sindaco, ma se non sono soldi, non si può. Pellegrini è sempre in giro a vedere, ma perché non va a vedere chi entra e chi non entra dai valichi? Perché voi avete dei minori non accompagnati che vi costano, mi pare, 50 milioni all'anno. Possibile che quelli lì, se non fossero arrivati, no, non sarebbero soldi per aggiustare i marciapiedi, eccetera, eccetera. Che poi dopo, quando arriveranno il 20% come a Monfalcone, i marciapiedi, ve lo sogno io che gli extracomunitari ve li mantengono bene puliti, eccetera, eccetera. Poi un'altra cosa, dicevo la mia e la Bucarella mi ha tagliato. Ogni volta che parlo mi parla sopra. Mettete il tempo riduttore lì, 2 minuti e quindi di rigoroso silenzio il vostro, perché noi abbiamo la laurea in vita, quindi siamo padri e nonni vostri, quindi non potete tagliarceli così. E poi dopo un'altra cosa, se voi rimanete in piedi vuol dire che prendete il 20% della pubblicità che fate, che noi paghiamo. Dopo della regione prendete dei gran soldi e quindi non dovete trattare così i cittadini vi sostengono, vi fanno le buste paghe. Grazie, mandi. Buone, grazie Franco, come vede non l'ho interrotta, se lo ha fatto la mia collega avrà avuto le sue buone ragioni e quindi difendo il suo operato, perché ormai Franco lei la conosciamo e per certi aspetti insomma un po' ripetitivo rispetto alle sue richieste e molte volte anche situazioni come quella dei confini che lei dice devono essere presidiati dalla Polizia Locale di Trieste vanno fuori alla logica non tanto delle mansioni della Polizia Locale, anche se anche là ci sono dei margini su cui discutere, ma soprattutto sulla pertinenza della presenza della Polizia Locale lungo tutto il confine a bloccare i migranti, come dice lei, come a dover fare la prima linea degli All Blacks per prendere il primo che arriva e metterlo dentro una rete o dentro una gabbia. Non credo che funzioni così, è giusto difendere i confini e l'identità nazionale, io su questo sono molto insomma, convinto che bisogna salvaguardare gli interessi del Paese, ma ci sono modi e strumenti diversi da quello di disporre del corpo municipale che ha tante mansioni anche differenti per poi presidiare quello che è un territorio che poi ricordiamo il comune di Trieste come municipalità non controlla tutti i confini, alcuni sono dentro il territorio di Muggia, altri di San Doligo della Valle, quindi questa sua telefonata la deve fare anche agli altri sindaci e non solo a Sveglia Trieste. Poi su tutto il discorso e tutte le farneticazioni riguardo ai conti dell'emittente io non lo so come funziona, ma sicuramente non è come dice lei. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, prego. Pronto, buongiorno Giulietta, sono Giovanni. Prego. Tanti auguri a lei e al suo ospite. Grazie, anche a lei, ricambiati con affetto. E mi rivolgo a lei che lei conosce bene la zona, voglio fare una segnalazione. Cosa conosce? Adesso a Roiano, sto parlando di Roiano, no? Sì. Dove c'è il capolino della 5, via Vilante Bacchino, Sì. hanno allargato la strada, che hanno messo i posteggiamenti. Sì. Prima c'era, quando col muro vecchio, c'era uno specchio che si vedeva scendendo la Scala Santa si vedeva, quando c'è la 5 non riesce a vedere chi, scendendo la Scala Santa, mi scusi, scendendo la Scala Santa, non vedi che se c'è il bus, non vedi che ti arriva da via Vilante Bacchino. Prima col muro vecchio c'era lo specchio che tu vedevi chi arrivava da via Vilante Bacchino, quindi avevi più attenzione. Dalla parte destra verso il Conan c'erano delle macchine, quindi le macchine dovevano allargarsi un po' per andare in via Giussi. Adesso hanno messo dei posteggi
le macchine arrivano dritti. Tu scendi la scala salta e non vedi chi ti arriva da via Milano di Mattino, se c'è il muscolo del gatto. Sarebbe bello se riuscissero a ripristinare lo specchio. Quindi era molto utile. Questo qua, Giovanni, io provo a farglielo vedere se lei ha la TV davanti dalle mappe di Google. Lei parla di questo specchio? Adesso lo vedrà che abbiamo il ritardo della TV. Praticamente esatto. Qui c'è ancora il muro, quindi è un'immagine vecchia. Questa immagine è del febbraio del 22. Quindi... Sì, questo si vede che c'era lo specchio. Adesso hanno abbattuto il muro, quindi è più largo, ma lo specchio non l'hanno ripristinato. Okay. Ed è molto utile perché Scala Santa devi dare la precedenza, però come vede col MOS non riesce a vedere chi ti arriva da via Milano del Mattino. Certo. Ecco, questo sarebbe meglio se riuscissero a ripristinarlo, anche un po', perché dalla parte destra vedete che ci sono le macchine, adesso ci sono le scooter, quindi le macchine per dare in giusti tagliano dritte, quindi c'è ancora più facile urtarsi, ecco, quello volevo dire. Chiaro. Va bene, questo qua. Giovanni. Permettete una cosa rispetto a ieri che avevo sentito, il Parteca mi sembra, riguardo gli spari, tutti i fuochi d'artificio che parlavano. Sì. Ho sentito che una signora ha parlato che ha detto che tutte le varie problematiche che creano ai bambini, agli anziani, agli animali, e questo fa che è una cosa, non si può accontentare tutti, ha detto. Ho capito, non si può accontentare tutti, ma allora se vogliamo accontentare un po' uno, poi l'altro, diciamo, potessi fare una volta sì, una volta no, sarebbe per dire una stupidaggine. Poi io sono anni che, forse lo si ricorderà, che sono anni che segnalo che a Roiano ci sono questi razzi che sparano in piazza, sono anni che segnalo. Sì. E mi viene a dire che bisognerà fare qualcosa, ma sono anni che sparano. Cioè, dalla parte dove ci sono i giochi dei bambini, là ci sono quelle scatole con tutti i razzi, se entra in un appartamento, viene fuori un incendio e dopo siamo ai soliti discorsi, si poteva evitare, si poteva quello, siamo alle solite banalità che ci sono. Ho detto che lei mi scusi che non vado più a votare, perché ormai ti senti solo banalità da questi politici, senti solo delle banalità, cioè delle cose concrete, non le fanno. Dico, sono anni che denuncio che in quella piazza ogni anno c'è un campo di guerra. E siamo solite, si farà, vedremo una cosa e l'altra. Ecco, tutto qua. La ringrazio e di nuovo tanti auguri. Grazie Giovanni, auguri a lei, grazie delle segnalazioni. Da un lato lo specchio, dall'altro l'attenzione alla piazza di Roiano e nei vari capodanni, dove il signore che insomma di esperienza nella zona ne ha abbastanza, sa che ormai ogni anno è così. Tutti uguali. Ogni anno è così. Andiamo a leggere un po' di mail, clip, che sono tante. Mi riallaccio al vostro servizio in merito ai danni della mareggiata, in particolare alla via d'accesso a Miramare. Come ho già scritto in altre mail, sono un autista di mezzi pesanti, siano bus che autoarticolati, quindi ritengo di parlare con cognizione di causa. La suddetta via risulta essere di difficile percorrenza, anche in situazioni normali. I bus turistici non hanno spazi sufficienti ed in caso di incrocio con altri mezzi sono spesso costretti a transitare sui marciapiedi. Vi immaginate le conseguenze per pedoni e autisti in caso di investimento? Sarebbe il caso di cogliere l'occasione per un allargamento di detta via. È chiaro che lì sappiamo come entra un pullman, non esce nessuno e viceversa. Certo, sì, questo è. Negli ultimi anni che c'è molta affluenza al Castello di Miramare anche nei mesi estivi, no? Quella via è costantemente piena auto che aspettano di entrare a posteggiare all'interno del castello. È evidente che con questi numeri di turisti che arrivano tutti quanti con il mezzo privato, col pullman, c'è una congestione pazzesca in quella zona, quindi probabilmente bisognerebbe trovare qualche altra via d'accesso, no? Probabilmente dalla costiera. Dalla costiera, immagino, sì. Però sarebbe da creare un nodo posteggi per i pullman, Sì, in zona lì dell'ICTP, eccetera. In realtà ci sono già dei posteggi, non so, forse potrebbe essere una soluzione alternativa. Strutturarli meglio. Altra mail, posso sapere cosa pensano di fare dei palazzi ora occupati, cattedrali nel deserto come Giulia, grazie a Lida, riguardo gli uffici regionali in Portovecchio, cioè si liberano dalla città alcuni edifici e si vanno a riempire quelli nuovi in Portovecchio. Di quelli vecchi cosa si fa? Si domanda a Lida. Ma credo è già comparso anche sul piccolo, avevo visto come dire, sono stati messi in vendita, no? Sono stati messi in vendita oltre, se non sbaglio, 10 edifici
evidente, direi a tutti, che forse qualche edificio di pregio in qualche zona più centrale potrà probabilmente venire acquistato in previsione di convertirlo in alberghi, no? Posso immaginare, in situazioni più interessanti. Altri invece, mi viene in mente in via Sant'Anastasio, ecco, per dire, dove c'è un ufficio regionale all'incrocio con via Udine, credo non molto appetibile, per cui posso immaginare che verrà votato e rimarrà lì cattedrale nel deserto, come è stato detto, perché non vedo chi potrebbe ad esempio prendere, no? Questo è quello che si diceva all'inizio della trasmissione, insomma, un po' un gioco delle tre carte, no? Spostare degli uffici da una zona dove sono già insediati, dove funzionano tutto sommato in centro città, a un'altra per andare a cercare di rivitalizzarla, come dire, pur capendo l'idea, non la trovo proprio un'idea ottimale. Il signor Sclip, altra mail, presenterà una sua idea o un progetto oppure andrà avanti a sole critiche a criticare la maggioranza? Rispetto a che tema? Sarebbe da sapere. Sì, non lo so. Comunque questo avverrà quando vinceremo le elezioni, le prossime passeremo dalla parte di chi deve amministrare la città. Per ora l'onere e l'onere di governare la città, amministrare, presentare progetti è della giunta che la sta amministrando. Dunque, anno nuovo, in riferimento all'affidabilità di questa giunta comunale sono intervenuto puntualmente durante la vostra trasmissione per chiedere agli esponenti politici dell'attuale giunta se ci saranno stati playoff oppure il concerto, ma non hanno mai risposto. Secondo voi non è ridicolo che degli amministratori della cosa pubblica non comunichino tra di loro e non sappiano nemmeno cosa fare nel breve periodo? Grazie Salvatore. Torniamo al discorso di prima. Torniamo al discorso di prima, Salvatore ha perfettamente ragione, non ci sono risposte. E questo è il motivo per cui la presidenza proprietà della Triestina si allontana da questa città. Sulle buche sono d'accordo, ma per avere i giochi nuovi è necessario assicurare pene certe sotto forma di lavori socialmente utili fino al risarcimento dei danni ai vandali che si divertono a distruggerli, scrive Maria Grazia. Chiaro che dà fastidio vedersi giochi nuovi poi vandalizzati, non so quanto sia attivabile un servizio di ripristino nel momento in cui si identifica un responsabile, questo non lo so proprio normativamente come funzioni. Sentiamo ancora una telefonata, poi saranno le 9 e quindi saluteremo Giorgio Sclip. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Pino, tanto per dire auguri, buon anno per tutti voi. Grazie, altrettanto. E buona guarigione, sapevo che eri ammalato. Vabbè, capita. Ero senza voce. Volevo farti le segnalazioni. Sì. Io 6 mesi fa l'avevo già segnalato e sono cascata musata a via di Stock, che ormai sa la memoria, no? In via dello Stock, scendendo dalla corriera, sono cascata musata e mi hanno aiutato alzarmi, ho anche una protesi al ginocchio, no? Perché non che avevo una protesi, mi faceva ancora più male perché con la protesi che ho. E niente, qua i marciapiedi sono sempre quelle e nessuno interviene. E mia moglie 2 settimane fa circa è cascata anche là, sempre in quel marciapiedi là, e si è fatta male, no? Non so, il comune qua non fa niente, credo che se sta fregando di noi cittadini e ce ne fregheremo anche noi quando andremo a votare, perché non si può andare avanti così. O facciamo le cose, la pista ciclabile non occorrerebbe farla, come si chiama la teleferica là, come si chiama la teleferica, non occorrerebbe, piuttosto fate le cose più interessanti. Infatti, Bernardo, io la ringrazio, grazie a lei. Gentile e buona giornata. Grazie Pino, ancora auguri e grazie della segnalazione. Via Stock dove siamo passati diverse volte, non più tardi della scorsa settimana circa, eravamo da quelle parti dove ci sono dei tratti dell'asfalto effettivamente ammalorati. Sì, credo da molto tempo anche. Sì, diverso tempo. Da molto tempo. La teleferica. Comunque la teleferica, già dire teleferica è indicativo dell'attenzione che i triestini hanno verso quest'opera, no? Chiamata Ovovia, poi corretto in Cabinovia, che sembra un nome più elegante forse, teleferica forse è un nome che rende giustizia un po' all'attenzione e all'interesse che i triestini hanno per quest'opera. Comunque mi rivolgo qui al signore che ha appena telefonato, Furio, com'era? Furio? Pino? Pino, scusi, sì, Pino. Non so, capito così. Pino, forse si sente un po' male. La soluzione non è andare a votare la prossima volta, a non andare a votare, no?
certamente le cose possono essere fatte in maniera diversa, lo dicevamo all'inizio di questa trasmissione. Credo che questa amministrazione abbia veramente preso una enorme distanza rispetto ai reali problemi del cittadino. Queste sono scelte politiche che poi si ricadono e hanno ripercussioni sugli uffici che devono occuparsi di teleferica e non di marciapiedi. Grazie a Giorgio Sclip della presenza odierna con noi in trasmissione, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti e anche buon anno, visto che è la prima volta che ci vediamo per quest'anno. Ci fermiamo per la pubblicità, grazie ancora a Sclip, ci vediamo tra poco in compagnia dell'assessore comunale ai lavori pubblici e sport Elisa Lodi. Ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia dell'assessore comunale ai lavori pubblici e sport Elisa Lodi, ben trovata e buon anno. Grazie dell'invito, buon anno Bernardo, e buon anno a tutti. Dunque, allora abbiamo tante mail, avremo tante telefonate e tanti argomenti come sempre. Assessore Lodi, quando lei è qua si apre l'almanacco dei lavori pubblici e non si finisce più. Allora, comincio a leggere, almeno evado un po' di mail perché dopo ne arriveranno altre. Una segnalazione, abito in via dell'Industria in prossimità di Campo San Giacomo, ultimamente non c'è nessun passaggio per fare le pulizie dei rifiuti, se ne stanno accumulando tanti. Prima veniva la ditta Interspurghi, lavava anche la strada, chiedo all'amministrazione comunale di fare un sopralluogo per verificare lo stato attuale del degrado del posto, anche il marciapiede avrebbe bisogno di manutenzione. Quindi siamo in zona via dell'Industria a San Giacomo. Un'altra, mi domando se la città ha un sindaco che vive nell'areale a riguardo del sociale cittadino. Trieste è scesa al 91esimo posto nella graduatoria delle città più sicure in Italia e questo praticamente ha dato la colpa ai cittadini che denunciano troppo. Siamo in balia di una follia totale, poco da dire a riguardo, scrive un telespettatore. Ancora, già che è a Costalunga Paladin, segnalo un cartello di divieto di accesso abbandonato sul bivio via Pagano in via Pagano, il bivio è via Pagano, via Salita di Zugnano. Dal 25 novembre sono finiti i lavori in via Pagano, ma è rimasto il cartello lì dov'è. Altra mail, buongiorno, il vostro ospite, ma si riferisce a Sclip perché è una mail delle 8:47, parla ma alla fine poche idee, molto confuse. Buon proseguimento Fabio. Palestra Cobolli, qui magari possiamo intervenire, assessore. Chiedo al suo ospite notizie sulla data di riapertura della palestra Cobolli, ancora inagibile, che costringe i ragazzi ad allenamenti serali notturni nelle varie palestre disponibili in orari notturni sicuramente non adatti ai minori. Ringrazio e complimenti alla redazione, auguri Franca. Ecco, fermiamoci su questa palestra Cobolli. Perché mi sono segnata tutta. Intanto posso velocemente, per quanto riguarda solo le segnalazioni che non sono di mia competenza, quindi gireremo all'assessore Barbuda per quanto riguarda la pulizia, l'asfaltatura di via dell'Industria e anche per quanto riguarda la questione relativa al cartello di via Pagano. Sì. Ecco, per quanto riguarda le palestre è un tema importante, è sotto la mia attenzione. Noi sappiamo che abbiamo avuto il problema della palestra Cobolli, i lavori finiranno adesso nel mese di gennaio, quindi prevediamo entro fine gennaio di avere la possibilità di riutilizzarla. Erano lavori necessari perché riguardavano situazioni di sicurezza che per anni e anni e anni, mi dicono decenni, non erano state viste, quindi questo andava affrontato. Sicuramente con un disagio di chi poi deve fare attività sportiva. Noi abbiamo una commissione palestre che si riunisce, si sente costantemente sulla questione degli orari e delle necessità, quindi di giovani, e siamo sempre a tappo. Sostanzialmente abbiamo veramente tanti ragazzi che fanno sport e ovviamente gli impianti sono sempre pieni. Una buona notizia che possiamo dare: attualmente è in gara l'impianto di San Giovanni, qui avremo delle palestre da dedicare alla pallavolo e alla pallacanestro. La gara è partita a fine dicembre, avremo l'apertura delle buste il 29 gennaio e a seguire ovviamente il contratto e l'avvio dei lavori. Sono 365 giorni di lavori da contratto, ovviamente salvo sospensioni o imprevisti, e lì ci permetterà di dar sfogo ovviamente a queste due discipline e finalmente vedere il punto fine, diciamo, a quell'opera che è andata avanti del tempo. Poi abbiamo, per quanto riguarda le palestre, abbiamo una serie di interventi anche delle DR per quanto riguarda le palestre di loro competenza, e abbiamo in piedi anche, ci arriverà adesso a gennaio, il progetto esecutivo per l'impianto sportivo di via Frausina. Ok.
Questo per quanto riguarda gli impianti coperti. C'è poi oggi una pagina sul piccolo di Campo Cologna. Più manutenzione e cura, la Fidal che alza il tiro riguardo al Draghicchio. Come risponde? Ma guardi, intanto avrei anche delle cose da dire, grazie che mi dai la parola sulla questione Campo Cologna. Allora, per far chiarezza, Campo Cologna è un impianto sportivo dove si pratica sia l'atletica che il tennis in concessione. Alla WISP, una concessione che è in proroga e che andrà a scadere a fine dicembre e che prevede tutta una serie di manutenzioni ordinarie a carico del concessionario. Io ho rapporti costanti tanto con la WISP, tanto con la Fidal, sia la Fidal provinciale di Viviano, sia la Fidal regionale, quando insomma c'è la necessità. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, le segnalazioni sono arrivate anche a noi e questo spetta ovviamente al concessionario che in questo caso è WISP, ma che funziona così anche per tutti gli altri concessionari degli impianti sportivi. Per quanto riguarda la manutenzione invece straordinaria, questa è a carico del comune e se la sta facendo, nel senso che abbiamo fatto lì l'anello, abbiamo rifatto il campo di atletica, abbiamo in piedi il progetto e abbiamo già l'esecutivo per quanto riguarda l'impianto di illuminazione per permettere di fare attività ovviamente anche in orario pomeridiano, serale, insomma in base alla stagione. Abbiamo poi riparato, ed è vero, quindi qui c'è stato un errore, probabilmente non mi ricordo se ho dichiarato io male al piccolo o è stato riportato, quindi non lo so, però è vero, abbiamo riparato e non sostituito la gabbia di lanci, la gabbia, questa perché a causa della bora e così come è fatta ha problemi di manutenzione. Ovviamente bisognerebbe avere più cura del campo di atletica perché anche la sabbia al centro è stata utilizzata e non rimessa, ma insomma direi io ci metto la faccia come sempre per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, ma chi ha la manutenzione ordinaria deve fare anche il suo. Poi c'è tutta la partita del tennis, infatti, perché è un impianto piuttosto grande in centro città e molto frequentato anche dal punto di vista del tennis. Io non faccio discriminazioni tra uno sport e l'altro, non mi piace, e quindi hanno pari dignità tutti gli sport. Abbiamo preso in mano anche la situazione relativa al tennis, proprio con la WISP prima di Natale li abbiamo incontrati, abbiamo confermato loro che abbiamo comprato la caldaia nuova per il campo che aveva la caldaia rotta, quindi abbiamo avvertito WISP in modo tale che la notizia fosse divulgata da WISP ai soci o ai frequentanti in maniera univoca. Probabilmente mi viene il dubbio ad oggi, visto che c'è una raccolta firme, che la notizia non è uscita. A febbraio arriverà la nuova caldaia. Abbiamo detto a WISP in quell'occasione anche che avremmo messo nella previsione degli interventi 2024 in impianti sportivi il rifacimento dell'erba sintetica dei campi da tennis, perché come abbiamo spiegato a WISP, ma purtroppo non viene riportato ai cittadini, la prossima volta faremo con un comunicato stampa. L'altro anno tutte le risorse sono state investite in urgenze sugli impianti sportivi, quali ad esempio Palachiarbola, che ha fatto saltare sostanzialmente i programmi di manutenzione. Quest'anno invece, avendo il Palachiarbola operativo e sperando di non avere urgenze, ovviamente andremo avanti con la nostra programmazione. Detto ciò, scusami, concludo Pianeta Cologna, la concessione scade nel 2025, quindi mi auguro che Fidal, WISP o chi voglia fare bene le cose partecipi alla gara che faremo, in modo tale che ci sia un nuovo concessionario e non ci siano ovviamente lamentele, perché anche per il comune non è piacevole leggersi il picco la mattina e leggere ovviamente di cittadini che mandano richieste e lamentele correttamente all'amministrazione comunale. Si facciano carico di questa struttura, una struttura in centro città e che io, vi dico la verità, penso di poter valutare con gli uffici di dividere in due. Nel senso di fare una concessione che riguardi l'impianto sportivo Cologna come atletica e uno che riguardi sostanzialmente il tennis. Questo ovviamente dovrebbe per me essere fatto previo intervento sugli spogliatoi, quindi con una suddivisione ovviamente dell'impianto, ma questo permetterebbe anche di evitare questa convivenza e dedicare forze diverse su Cologna, che ha un tipo di frequentazione per quanto riguarda l'atletica, e il tennis che ha altre necessità. Quindi per chiudere il cerchio, manutenzioni come la caldaia, il terreno sono comunque straordinarie per il diciamo in capo al comune, solo che tutto l'iter, da quello che ho capito adesso, è stato avviato, ma la WISP non l'ha comunicato fondamentalmente. Non lo so, io prima di Natale, io avevo ricevuto prima di Natale una serie di segnalazioni sulla caldaia. La caldaia non poteva essere
riparata perché ha delle sue problematicità. Avevamo poi la necessità anche di reperire le risorse, di fatto prima di Natale siamo riusciti a ordinare la caldaia nuova. Avevo ricevuto, vi dico la verità, tante segnalazioni anche di genitori di bambini, ho deciso di convocare la WISP e di far sì che il concessionario si facesse parte attiva, in modo tale che la comunicazione fosse fatta dall'istituzione al concessionario. A più livelli, sì. Quindi però rimango un po' così male, nel senso che leggo che c'è una raccolta, una richiesta di tanti frequentatori di avere informazioni sulla caldaia rotta che probabilmente non sanno che è già stata acquistata e sui campi. Ecco. Quindi probabilmente c'è stato un difetto di comunicazione. Allora andiamo ad ascoltare una telefonata, intanto stanno arrivando a catena le mail. Buongiorno. Buongiorno, quasi Boris. Prego Boris, ci dica. Allora, volevo un saluto a lei, alla sua ospite, alla gentile assessoressa, e se la puoi fare qualcosa per la scala di via Guido Reni e di piazza Carlo Alberto, che se anni e anni che piazza Carlo Alberto la si trincerata, barricata, chiusa, che non si può neanche frequentare, e la scala di via Guido Reni, non corri che la vieni in via Guido Reni, basta che lei è conduttore, la che mostra i vari filmati che la è venuta a fare nella nostra scala, nei vari anni, nei vari periodi, con le varie promesse, abbandonati, e dei giardini che sono un'immondezza incredibile. Noi vi scovare da mesi e mesi. La ringrazio molto, che faccio tanti auguri e che la si ricordi anche di noi, come che la fa per tutta la città, che è molto brava, ma qua di noi l'hanno abbandonata. E vogliamo tanto bene. Auguri e buon proseguimento. A lei Boris, grazie. Prego Assessore, su Piazza Carlo Alberto e su Via Reni. Grazie a Boris. E di fatto io non seguo più queste cose, nel senso che questa parte di delega è stata trasferita prima alla collega Savino, ora al collega Babuder, e quindi segnaleremo la questione di via Guido Reni. E Piazza Carlo Alberto era un progetto che avevo instradato prima delle elezioni del 21 comunali. So che adesso il mio collega Babuder sta seguendo e che è in fase avanzata per l'avvio dei lavori, che riguarda tutta la parte recintata, che è in una situazione ovviamente di pericolo, per questo è recintata la struttura, ma so che le risorse ci sono perché le avevamo finanziate tempo fa e che quindi il mio collega ha preso in mano e porterà avanti questo progetto adesso nel 2024. Una mail dice: buongiorno, notizie sui lavori che si devono fare per evitare gli spandimenti per la copertura in Taraflex del duro pavimento per evitare infortuni agli atleti del tennis tavolo. Ricordo che siamo più di 100 tesserati, largo Niccolini, palestra, grazie. E basta, perché non c'è una firma. Sì, beh, anche questo ho preso in mano questa situazione. Largo Niccolini è oggetto di una valutazione da parte di ATER e del Comune di Trieste. L'immobile è ancora di proprietà ATER, c'è un passaggio, un utilizzo da parte del Comune della palestra di Largo Niccolini. La palestra di Largo Niccolini ha delle problematiche di infiltrazioni ed è vero. Insieme alla mia dirigente dell'immobiliare abbiamo chiesto un incontro al Presidente Novacco, che ringrazio per la disponibilità. Abbiamo aperto questo tavolo dove faremo attraverso un perito delle valutazioni in merito alle criticità, quindi interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria che si devono fare. Probabilmente ci sono anche questioni strutturali, perché all'epoca, quando fu costruito, ristrutturato l'edificio, ci furono delle problematiche con l'impresa, ma sono passati ormai tanti anni. Il problema va risolto, adesso vedremo cosa sarà a carico dell'amministrazione comunale e cosa di ATER, e quindi attraverso questo confronto andremo a risolvere anche questo problema, che ormai si protrae anche questo da diverso tempo. Andiamo in pubblicità, breve pausa, torniamo tra poco. Ci sono altre mail, c'è qualche telefonata. Una di queste, già glielo dico Assessore, si parla del tram, quindi magari diamo degli aggiornamenti anche riguardo al tram di Opicina. Ci vediamo tra pochi minuti. A 9:20 minuti di mercoledì 3 gennaio con l'assessore comunale ai lavori pubblici e allo sport Elisa Lodi. Abbiamo una telefonata, poi 1000 altri argomenti. Buongiorno. Buongiorno, ringrazio il buon regista signor Guido che mi manda in onda. Buona giornata a lei Bernardo. Buongiorno Claudio. Sono Claudio Visentini. Prego, ci dica. Ecco, intanto sì, come dovuto ringraziamento all'assessore Elisa Lodi per la sede comunale data all'Associazione Esposti Amianto. Poi gentilmente chiedo notizie sugli spogliatoi del campo del Campanelle. In ultimo
ma non ultimo, siccome so che è in ascolto, faccio tantissimi auguri di buon compleanno al Presidente del Porto Zeno D'Agostino, nella speranza che la politica lo trattenga a Trieste. Carezze care ai suoi bambini, Assessore mamma Elisa. Grazie per le risposte. Grazie Claudio, grazie della sua domanda sul campo di Campanelle, che si lega molto anche al discorso dei lavori sugli impianti sportivi che abbiamo avviato poco fa, e se è in ascolto un saluto anche al Presidente D'Agostino, certo, che salutiamo e a cui facciamo sempre i complimenti, sì, per l'importante e proficuo lavoro che ha portato avanti in questi anni. Chissà Dio che possa portarlo avanti anche in un futuro mandato. Poi è un discorso, come dire, in itinere, certo, che insomma va al di sopra di quello, certo, che è la nostra competenza, almeno il nostro margine di intervento come TV e penso anche come, certo, comune. Andiamo in ordine. Spogliatoio del campo del Campanelle. Sì, allora intanto un saluto a Credo Visentin e ringrazio ovviamente sempre per le parole gentili anche sulla mia famiglia. È sempre veramente splendido. Campanelle abbiamo, adesso guardate tra prima di Natale e Capodanno, alla fine sono stati posizionati container, che sono questi prefabbricati che ospiteranno spogliatoi e bagni, che saranno ovviamente provvisori, non definitivi, perché poi avremo da fare tutta la progettazione per creare una struttura definitiva. Domani mattina, no, anzi scusatemi, questa mattina più tardi ho una riunione con gli uffici lavori pubblici, perché ovviamente non basta posarli, dobbiamo andare anche a sistemare quell'area e renderla ovviamente agibile, quindi oggi faremo una riunione e concorderemo su come muoverci per rendere completamente agibile quell'area, in modo tale da far finalmente utilizzare gli spogliatoi al Campanelle, che è poi il concessionario di quel campo e che lo attende da tanti anni, e anche ai giovani che frequentano con altre società sportive ovviamente quell'area, quindi è una questione che stiamo discutendo proprio in queste ore. Posso aggiungere ancora una cosa, che per quanto riguarda gli impianti sportivi e specialmente il calcio, anche qui abbiamo messo le mani in maniera importante in questi anni con, sì, diversi interventi dove non è necessario. Recentemente abbiamo finito i lavori al campo di Altura, il campo a 7, e quindi l'Altura con i più piccoli si è rispostato in casa. Abbiamo invece deciso di prorogare l'intervento sul campo a 9 del Borgo San Sergio, chiedendo una proroga alla FIGC, in modo tale da poter finire l'inverno, l'attività calcistica su quel campo e cominciare i lavori a giugno. Okay. Quindi il campo 9 vedrà l'avvio del cantiere, abbiamo già l'impresa, già appaltato, l'impresa si è resa disponibile ad attendere il fine di campionato, in modo tale da non creare troppo subbuglio, troppo problematica ovviamente a tutti gli sportivi che gravitano in quell'area. Poi se possiamo continuare con gli impianti sportivi, abbiamo ancora, e ci tengo a dirlo, sul Grezzar la progettazione avviata per il rifacimento dell'impianto l'anello, quindi la pista di corsa, che deve essere riomologata, quindi c'è un progettista che sta lavorando, e abbiamo ancora, siamo ancora sul progetto esecutivo, quindi della nuova, lo stanno predisponendo gli uffici, ma è stato appaltato come appalto integrato, quindi progettazione esecutiva e lavori, della nuova area sportiva all'aperto all'interno del Porto Vivo. Ok, questa è quella finanziata con i soldi PNRR? Esatto, questa è finanziata con i fondi PNRR. Ecco, ci tengo anche a dire questo. PNRR, il Comune, secondo me, ha agito molto bene, a dispetto di quello che sento dall'opposizione, che ovviamente ha una narrazione dei lavori pubblici che non corrisponde alla realtà, o probabilmente perché fa comodo così, o probabilmente perché non si documentano, ma il Comune di Trieste ha ricevuto con fondi PNRR, che riguardano non solo i lavori pubblici ma anche opere e interventi sulla digitalizzazione e altro, per 125 milioni di euro, che non è uno scherzo da gestire, insieme ovviamente a tutte le altre opere pubbliche che hanno interventi con contributo ministeriale piuttosto che regionale, che piuttosto con risorse proprie. Ok, e quando sarà, diciamo, il prossimo passo per questa cittadella dello sport? Quale sarà? Il prossimo passo sarà ovviamente avere l'esecutivo, probabilmente approvarlo, vediamo se con un provvedimento del dirigente o della giunta, e dopodiché sostanzialmente si dà l'ok all'avvio dei lavori. Ovviamente le tempistiche sono quelle legate ai PNRR, quindi la conclusione dei lavori entro il 2026. Ma si può ipotizzare che già nel 2024 ci sarà un movimento? Secondo me sì, tutte le opere PNRR devono cominciare ad avere un movimento nel 2024, così come anche il Porto Vecchio. Chi mi ha preceduto non è stato neanche in grado di ricordarsi che il Porto Vecchio è Porto Vivo e non Porto Nuovo.
ma al netto di questo abbiamo i 2 viali, Bosco Urbano e Viale Monumentale, anche questi sono già finanziati e progettati. La bretella, mi spiace anche per chi mi ha preceduto, sarà aperta adesso tra l'11 e il 15 gennaio, faremo una conferenza stampa, è in fase praticamente di, abbiamo sostanzialmente finito, stiamo finendo i lavori, quindi verrà aperto anche quel tratto di strada che permetterà quindi di far conoscere il Porto Vivo. Abbiamo poi, vi ricordo, già fatto un lotto di infrastrutture, abbiamo realizzato, perché alla fine il Centro Congressi ha avuto una forte partecipazione del Comune di Trieste, grazie ovviamente all'intervento del privato. Abbiamo il MUMA, il Museo del Mare, con 33 milioni di euro, lavori in corso, e fatto un grosso restauro sul magazzino 26 che permette di avere oggi la sala Luttazzi, di avere l'immaginario scientifico su 2 piani, di avere il museo istriano dalmato, quindi spostato lì. Abbiamo tutta l'infopoint al piano terra, quindi insomma mi sembra che il Comune si stia muovendo anche con risorse proprie. Bello l'immaginario scientifico. L'immaginario scientifico è venuto molto bene. Come è stato organizzato. Io ero andato a Grignano, nella ex sede, ancora tanti anni fa, rivederlo in Portovecchio, così ben organizzato su questi 2 piani, è un piacere. Insomma. È un piacere perché ovviamente mi complimento con chi poi ovviamente lo gestisce e studia tutti i vari spazi, perché sono studiati con attenzione. Certo, sì. Sicuramente la location di inserirlo all'interno del Portovecchio è stata un'idea vincente, un'idea che ha guardato il futuro e non a quello che c'era in realtà, perché loro sono entrati in un momento difficilissimo. Noi avevamo il Covid, un cantiere aperto sul lotto delle strade, difficoltà con l'appalto in essere proprio per realizzare i 2 piani di immaginario scientifico, quindi loro veramente sono entrati e hanno sofferto molto. So che adesso si stanno ripagando pian pianino perché le presenze sono in crescita e sono buone, ma ovviamente è merito anche di chi poi gestisce la struttura e offre un servizio che è importante e di alta qualità per Trieste. Leggo altre mail, assessore. Buongiorno, ma visto dalle telefonate che i problemi di Trieste sono sempre quelli, la fermata senza tettoia, un'imperfezione sul marciapiedi o il postino che non passa ogni giorno, ormai tutte le bollette vanno per email, possiamo essere felici e meno brontoloni, scrive un telespettatore. Altra mail dice: chiedo all'assessore Lodi come la mettiamo con l'ascensore della casa per anziani Bartoli rotto da 25 anni. Non le sembra che sia una vergogna lasciare un bene comune utile abbandonato? Nevio Tull. Sì, come no, conosco Nevio, avevamo fatto la battaglia per i bagni dei cimiteri che abbiamo poi inaugurato. Come no, certo. È partita con la scorsa consigliatura, è finita adesso e quindi lo conosco. Abbiamo ottenuto finanziamento, abbiamo richiesto il finanziamento al Ministero per ottenere i soldi, scusatemi, le risorse per l'ascensore, quindi questo è previsto anche e verrà realizzato all'interno del piano delle opere con il bilancio che è stato approvato, scusatemi. Serve un po' d'acqua, adesso abbiamo la pubblicità e andiamo subito a prendere. Altra mail dice: quando ripristino, adesso prendiamo, facciamo così, anticipiamo la pubblicità di un minutino, così abbiamo tempo di prendere un bicchiere d'acqua, è inutile proseguire con la tosse in diretta, ci vediamo tra qualche minuto. Bene, torniamo in diretta a 9:32 minuti circa, meglio? Sì, grazie. Grazie Umberto Bosazzi che ci ha portato prontamente l'acqua, io mi stavo alzando immediatamente, ma lui è stato più veloce di me e lo ringrazio. Dove eravamo prima? Avevamo concluso con l'ascensore di Casa Bartoli che è finanziato. Abbiamo fatto la richiesta di finanziamento, un fondo ministeriale, e che quindi abbiamo inserito nella programmazione ovviamente dei lavori con il bilancio che abbiamo approvato prima di Natale. Un'altra mail dice: quando il ripristino dell'incrocio tra via Molino a Vento e largo Pestalozzi, si è mai pensato di agevolare l'attraversamento tra strada di Fiume e via Brigata Casale? Ecco, quell'incrocio lì, in virtù della chiusura della galleria, dopo che esperimento ha, diciamo, sì, dato? Allora io ho seguito fino a un certo momento, perché la mobilità e il traffico adesso è seguito dal mio collega Babudari. Io ho seguito la realizzazione della rotatoria che era collegata alla chiusura della galleria.
avevamo con gli uffici pensato a questa rotatoria per agevolare ovviamente le manovre e tutto il carico di traffico che aveva quella zona durante il periodo di chiusura della galleria. La galleria che poi ha ottenuto anche tutti i collaudi recentemente, quindi il lavoro è terminato da parte dell'impresa. So che gli uffici stanno adesso valutando il da farsi sulla prosecuzione dell'esistenza di quella rotatoria che nasce come provvisoria, ma che in realtà da una parte di chi lo utilizza si dice soddisfatto, nel senso avevamo comunque dei pareri positivi, ecco, dell'utilizzo di quella rotatoria e di quel modo di gestire il traffico in quella zona. So che adesso è attenzionata dagli uffici dell'assessorato al traffico che valuterà effettivamente se mantenerlo o no. So che anche la questione Brigata Casale Strada di Fiume, anche questa era stata posta all'attenzione degli uffici che ovviamente dovevano fare le loro valutazioni in merito a quell'incrocio che è piuttosto impegnativo ovviamente. Chiaro. Mail, perché non si sente più parlare del tram di Opicina? Non parlandone sperano che ce ne dimentichiamo, grazie Serena. Possiamo fare il punto sul tram? Sì, assolutamente no, ecco, ci tengo anche a dire che, e a ribadire anche, dopo rispondo ovviamente anche giustamente alla signora, che rispetto a quello che viene narrato dall'opposizione noi abbiamo, al di là dei due problemi dei cantieri grossi che erano il tram, ma la galleria che ormai non è più un cantiere, abbiamo... Tanto le immagini, Assessore, anche per lei, le immagini che vediamo, e chiedo a Guido se possiamo mandarle in onda, sono di un blitz all'interno del silos da parte delle forze dell'ordine con anche la Guardia di Finanza, non so se c'erano i reparti cinofili o meno, lì sul posto c'è Gianluca Paladin che con il collega stanno proprio seguendo questo blitz delle forze dell'ordine. Possiamo andare un attimo da Gianluca, mi scusi se la interrompo sul tram, è importante parlarne, ma dobbiamo cercare anche un po' di andare almeno in presa diretta finché abbiamo qualche cosa da poter raccontare. Gianluca. Sì, buongiorno, è tutto finito, c'è stato un controllo all'interno del silos da parte delle forze dell'ordine, quindi parliamo di Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, per operare i controlli a cui ci hanno abituato recentemente, cioè verificare la posizione amministrativa delle persone che sono all'interno del silos. È un po' presto per dare dei dati precisi, indicativi, comunque abbiamo visto uscire una cinquantina di persone che verosimilmente verranno invitate a regolarizzare la propria posizione, ovvero chi non ha ancora formulato richiesta d'asilo o protezione internazionale verrà casomai invitato a farlo e quindi a dirigersi in questura, mentre poi viene vagliata la posizione anche di coloro che invece possiedono già le carte di ingresso in Italia con la richiesta di asilo. Non mi ricordo se questo è il quarto o il quinto ingresso che le forze dell'ordine fanno in questi mesi, ogni volta la situazione ha evidenziato come tutti quanti o quasi tutti, il 90%, vedremo se sarà così anche in questo caso, dei migranti sono in regola con le carte. Mi spiego cosa vuol dire: hanno fatto domanda di protezione internazionale oppure richiesta di asilo. È sempre emersa una percentuale poi di chi invece non lo ha fatto e quindi di fatto era un invisibile ancora del territorio, e quindi queste sono le persone che vengono poi invitate a regolarizzare la propria posizione. Dopo i 200 migranti andati via da Trieste grazie ai trasferimenti in altre regioni, ci sono stati anche poi i nuovi arrivi, che però sono stati pochi per il momento. Forse prima abbiamo visto Sultan, tra l'altro, che è un migrante che abbiamo intervistato già in alcune occasioni, quello che dà le lezioni di italiano, per capirci, perché ha seguito i servizi di Tele4. E quindi, Bernardo, adesso sentiremo dalla Questura e dalla Digos i dati precisi che non ho in questo momento, bisognerà aspettare un attimo per capire quante persone vengono invitate a regolarizzare la propria posizione e quanti invece sono, tra virgolette, in regola, nel senso Gianluca, che hanno fatto richiesta di protezione o di asilo. Risultanza in termini di ritrovamento di sostanze, c'erano bambini dentro, non so. Il quadro era il consueto oppure... No, allora il quadro era il consueto, sì, il quadro era il consueto, non ci sono, allora ho visto solamente tra virgolette i soliti per ora, non ho visto donne e bambini, ho visto
ragazzi e persone un po' più adulte. Poi fra l'altro alle sue spalle stavano già rientrando. È uscito anche... tipo un albergo praticamente. Sì, perché adesso c'è esattamente, perché c'è un via vai costante, poi alcune persone ricevono gli aiuti da delle associazioni oppure con qualche soldini raccimolati vanno al supermercato. Ho visto le unità cinofile al lavoro, sì certo, c'erano i cani antidroga che hanno perlustrato tutta l'area e sono usciti, poi è ancora presto, sì, certo. Intendiamoci, insomma, le forze dell'ordine prima di parlare, per chi non è del mestiere, insomma, giusto per spiegare al telespettatore, prima che le forze dell'ordine parlino e diano dei dati ufficiali, bisogna che questi dati vengano vagliati. Sì, chiaro, insomma, chiaro. Ci vuole ancora qualche minuto. Insomma, è una cosa che comunicheremo sicuramente al telegiornale di Tele4. Non mi pare di aver visto, almeno nel periodo in cui sono rimasto qui, non mi pare di aver notato situazioni diverse dal solito, se non il controllo amministrativo. Rimando ovviamente ai nostri servizi del telegiornale per le prossime, per i prossimi aggiornamenti. Questa è la situazione dal Silos. Bernardo, ti restituisco la linea. Grazie del dettaglio, poi ne capiremo di più in corso d'opera. È chiaro che noi la raccontiamo come una situazione quasi ormai normale, cioè entrano le forze dell'ordine, fanno i controlli, come vanno via la gente rientra, sembra quasi, no, deve fare la manutenzione della caldaia che c'è richiesto un attimo di potete uscire e poi potete rientrare, cioè noi stiamo normalizzando una situazione che normale non è, possiamo dire così, Assessore? Ma certo, normale non è, non dovrebbe neanche essere così. La rotta balcanica crea problemi e adesso per fortuna abbiamo avuto la possibilità di spostare ovviamente un numero di queste persone in altre città, in altre zone, perché Trieste non è in grado di supportare questo afflusso continuo. È un problema importante, ovviamente ringraziamo le forze dell'ordine per accedere in queste zone che non devono diventare terra di nessuno. Io ribadisco che Trieste non è in grado di poter accogliere, non ha le strutture, non ha la possibilità e poi ovviamente il Comune non ha le competenze per potersi fare carico direttamente di queste situazioni. Il Comune si fa già carico per legge dei minori stranieri non accompagnati, che è un tema diverso ovviamente, trattandosi di minori, di responsabilità che ha l'amministrazione comunale, il sindaco stesso e i dirigenti dell'area sociale, ma è un tema diverso e anche quello è un tema che è molto pesante che sta affrontando il Comune di Trieste, come anche i comuni più piccoli del Carso. Ovviamente il tema della rotta balcanica è un tema che il governo sta affrontando, ma ovviamente la risoluzione nessuno ha la bacchetta magica e può risolvere da un giorno all'altro. Trieste non è in grado di gestire questo afflusso continuo e lo si vede da queste immagini, anche perché non si tratta di una situazione emergenziale, ma sta diventando una costanza, no? Una costanza di accessi probabilmente dal Carso attraverso ovviamente i nostri stati vicini, quindi Croazia e Slovenia, probabilmente passano velocemente e arrivano tutti qua. E qua abbiamo purtroppo queste immagini, come ad esempio anche le immagini di Piazza Libertà, dove ovviamente è diventata sostanzialmente quasi un dormitorio a cielo aperto. Dunque, l'avevo intorata sul tram, sentiamo una telefonata e poi torniamo a parlare del tram di Opicina. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Nino. Prego Nino, ci dica. Un saluto all'assessore, un saluto a lei. Buon anno. Grazie, altrettanto. Allora, già ieri volevo intervenire e oggi volevo intervenire per altro, ma ho visto che si parla del silos. Sì. Tutta questa gente che è dentro nel silos, ieri si parlava della pulizia, di come si tengono, come... Allora, una domanda, chi ha dato quelle tende? Sono tende anche nuove, tra parentesi, e che non siano capaci di mettere un sacchetto e mettere le immondizie dentro e farci almeno una minima pulizia decorosa per stare nel decoro. Questi a me sembra che un animale viva meglio. Tra parentesi, andiamo avanti. Okay. Stadio Rocco. Sì. In Stadio Rocco se ne parla tanto. Abbiamo visto che adesso addirittura il presidente della Triestina si è un po' incazzato per la problematica. Allora mi chiedo, abbiamo uno stadio limitrofo che è il Grezzar, no? Non concluso, perché se noi guardiamo non è abilitato a giocare in certe categorie. Sì. Noi andiamo a Fontana Fredda a giocare un campo analogo, forse ancora peggio. Allora, con poche migliaia di euro lo finiamo e facciamo giocare la Triestina a Trieste? È facile. Poi diamo a Rocco, a Zucchero e varie cose che... Poi un'altra cosa, Assessore,
mettere troppa carne sul fuoco, tante volte la carne si brucia perché non si riesce a stare lì a fare. Giustamente prima ha detto uno, non voglio dare ragione a quello di Portofranco, ma però una manutenzione un po' più costante della città sarebbe più decoroso che magari fare altre cose, giusto? Fare tante rotonde, avete fatto rotonde per non so per chi, c'è quella rotonda, oggi questa mattina sentivo parlare della rotonda davanti al cimitero, è una rotonda pericolosa e brutta, sinceramente, perché allora le rotonde cosa fa? Chi ha la linea diritta entra sempre sparato dentro senza mai guardare chi, come e cosa. Basta vedere se lei entra da un'altra parte, deve attendere molto perché non ha la possibilità di entrare, no? È pericolosa perché è storta, perché è leggermente storta. Se lei viene da via Flavia, va verso città, no? Vedrà che entra nella rotonda e poi si trova come in un cunicolo per uscirne, dove che altre hanno una leggera come si dice, capacità di manovra. Cioè, voglio dire, fare le cose così giusto per farla. Mi dispiace per il nostro sindaco che lui si vanta di aver fatto questo, si vanta di aver fatto quello, però alla fine non ha fatto niente. Qui a San Giovanni abbiamo una palestra che è inconclusa. Prima, sì. Voglio dire, in certi posti se si vuole fare, si fa. Vicino hanno fatto il teatro sloveno, l'hanno rimesso a posto malamente, ma l'hanno finito. Qui non si finisce niente, si comincia e non si finisce niente. Va bene. Speriamo Nino, grazie. che il 2024 sia migliore. Arrivederci. Grazie, prego Assessore. Ma intanto quando sento parlare di opere pubbliche come l'opposizione eccetera, si parla di opere ferme, opere in computer, cominciare, non finire, al di là di quelle 4 opere di cui possiamo discuterne e di cui mi assumo anche la responsabilità, non abbiamo altre, perché nel senso, quando mi parlano di acqua marina che è ferma, era sotto sequestro, è stata dissequestrata, c'era l'accordo col demanio, ora abbiamo il progetto di fattibilità e quindi andremo avanti, abbiamo le risorse inserite a bilancio. Parla del tram, ecco, ritorno sul tram che è un tasto complicato, non è che non se ne vuol parlare, in realtà non abbiamo notizie da dare, nel senso che noi abbiamo fatto tutti quei ritocchi sulla linea richiesti da Asfisia e a fine agosto, primi di settembre, se non erro, scusatemi adesso le date, non le ricordo a memoria, Asfisa ha deciso di sostanzialmente nominare una commissione ad hoc, di avere dei rappresentanti tecnici della regione, delle ferrovie, dei Trieste Trasporti all'interno di questa commissione che valuterà gli interventi da fare manutentivi sulla linea anche in futuro, oltre che a dare un regolamento di esercizio. Quindi fatto noi siamo in attesa, i nominativi per quanto riguarda la Trieste Trasporti so che sono partiti, siamo in attesa della convocazione di questa commissione, quindi è una partita che non è neanche più in mano al Comune, il Comune ha fatto quello che poteva per fare tutti i lavori necessari. Asfisia ora ha deciso di intervenire in una maniera completamente diversa e di fare una commissione che sostanzialmente mi risulta essere una commissione che viene creata ad hoc come prima volta. Ma poi cosa serve questa commissione? Questa commissione con tutti gli esperti che saranno all'interno dovranno redigere un regolamento di esercizio e un regolamento di manutenzione e dopodiché potremo finalmente avere l'ok anche al nulla osta sui lavori fatti. Noi abbiamo poi tutta una programmazione di lavori all'interno del piano delle opere che ovviamente sono legate ad interventi sul percorso che non riguardano ovviamente il riavvio, ma che sono lavori programmati per migliorare la linea e che non hanno niente a che fare con il riavvio, ecco, ci tengo anche a dire questo. Okay. Poi per quanto riguarda lo Stadio Rocco, sì. Alcune precisazioni. Noi stiamo lavorando con la Triestina Calcio, nel senso che ci sono degli incontri costanti in comune, ci sono diversi incontri, nel senso c'è un tavolo aperto dove assieme a Triestina e FIGC, quindi abbiamo anche Hermes Canciani presente, il suo staff, si sta lavorando sul progetto di rifacimento del campo, non solo risolatura ma rifacimento completo, con il finanziamento del regionale che prevede sia il rifacimento che il torneo primaverile. Sì. E qui c'è un tavolo. Poi c'è un altro tavolo, una riunione fatta anche ieri, se non sbaglio, in comune, con sempre la Triestina, che riguarda poi anche il futuro della concessione del campo e tutti i temi che possono interessare ovviamente la Triestina Calcio sul futuro di quel campo. Quindi in realtà non c'è comunicazione da parte del Comune
ma c'è un rapporto con la Triestina a cui si sta lavorando su questi 2 tavoli. Per quanto riguarda il Rocco, è noto che abbiamo avuto questi problemi, poi leggo il consigliere Salvati che scrive per poter apparire sui giornali, fa comunicati stampa allucinanti, ma insomma non darei neanche tanto spazio al consigliere Salvati che per fare un emendamento a favore della Triestina, non la chiamo neanche col suo nome, ma fa riferimento al Trieste Calcio, che non esiste neanche più perché era la società del Borgo San Sergio, che ora è Academy, quindi potete capire quanto spazio bisogna dare al consigliere Salvati. Per quanto riguarda poi, vi dicevo, il Stadio Rocco ha avuto problemi in agosto di risollevatura. Siamo intervenuti con interventi manutentivi straordinari tutto l'inverno e siamo riusciti a fare sostanzialmente la partita, che purtroppo poi è andata male, con il Padova. Insomma, lì il campo ha tenuto e la manutenzione andrà avanti comunque, in modo da permettere alla società, qualora volesse disputare le partite in casa anche prima dell'avvio dei lavori, di poterlo fare. Ecco, la disponibilità del Comune c'è, la spesa se la sta accollando il Comune, che, ricordo, ha messo anche in mora e ha richiesto il pagamento di queste spese ulteriori sostenute a chi poi ha gestito la risollevatura, che non era la sottoscritta, era id agosto, ma è stata fatta attraverso l'assessorato agli eventi e quindi attraverso un accordo direttamente con chi ha gestito l'evento e non attraverso un appalto pubblico. Grezzar, anche il tema Grezzar. Rocco, ancora un dettaglio, quindi quando partiranno questi lavori nuovi di concerto con la Federazione Italiana Gioco Calcio? Ma guardi, allora, loro stanno predisponendo il progetto esecutivo e dovrebbe, allora io ho un incontro anche con Canciani questa settimana che mi darà poi lui le tempistiche e quindi avremo le tempistiche ovviamente dalla FIGC. L'appalto non è seguito dal Comune, so che siamo a buon punto col progetto esecutivo, quindi verrà fatta probabilmente una procedura, penso che cercheranno di fare la procedura più veloce possibile e di poter appaltare ovviamente di conseguenza. Ecco, io avrò un incontro con il Presidente venerdì e quindi faremo il punto anche non solo tecnico ma ovviamente da un punto di vista politico. Ma nel frattempo si può usare il Rocco? Allora, il Rocco è sempre omologato, nel senso che ha l'autorizzazione della federazione per poter giocare, della Lega Pro, scusate, per poter giocare, come ha giocato il 22 dicembre, scusatemi, prima di Natale, ha tenuto il campo tutto sommato, quindi non ha mai avuto una sospensione dell'utilizzo. Ovviamente il campo, dopo il problema di risollevatura e tutta la manutenzione straordinaria, ha avuto ovviamente dei problemi delle zolle che si alzavano, ecco. Però il campo per la Lega Pro, che ha fatto i suoi sopralluoghi, è sempre stato ritenuto giocabile. Quindi se la Triestina gioca a Fontana Fredda è una sua scelta? A questo momento sì. Noi siamo ovviamente a disposizione della società, abbiamo scritto anche alla Triestina chiedendo effettivamente se vogliono giocare in casa o meno, come ritengono opportuno, perché insomma è una scelta legittima della società, dei giocatori e della loro sicurezza. Ovviamente uno deve scendere in campo e essere sicuro di andare in un campo, non mi posso entrare nelle dinamiche di un dirigente piuttosto che l'allenatore della squadra, ovviamente non mi compete, però ecco, noi stiamo facendo il massimo per mantenere vivo questo campo fino all'avvio dei lavori effettivi. Poi ovviamente ci rimettiamo alle scelte della società, con cui, ripeto, si sta comunque lavorando al netto delle dichiarazioni dell'opposizione, di quello che si legge sul giornale. Insomma, la volontà del Comune è quella di lavorare per la Triestina e i suoi tifosi e risolvere i problemi ovviamente pregressi. Non è facile, ma insomma ci si sta lavorando. Poi Grezzar, Grezzar, ci tenevo anche a dire che sono state fatte le valutazioni in questi mesi per omologare il Grezzar e far disputare le gare al Grezzar. Non è un lavoro velocissimo e semplicissimo da poche migliaia di euro, come diceva il telespettatore. Bisogna fare diversi interventi manutentivi e di lavori proprio sulle tribune, ma soprattutto sulle vie d'esodo, perché la Lega Pro per omologare il campo chiede anche ulteriori vie d'esodo. Ovviamente si tratta di milioni di euro di intervento. Con il sindaco se ne è discusso, perché c'era anche, nel senso che il Comune non si è tirato indietro nella possibilità di valutare questo intervento, però bisogna mettere sotto il bilancio anche il fatto che con tutta l'omologazione, interventi sulle tribune, sulle vie di fuga, la sistemazione di seggiolini, insomma tutto quello che compete per omologare un campo, comunque si riuscirebbe ad avere non più di 6.000 persone di pubblico, quindi comunque sarebbe una struttura veramente ridotta per la capienza che può offrire il Rocco per la Triestina. Ok, abbiamo una telefonata, poi 13.000 mail, buongiorno.
chiedo gentilmente all'assessore un paio di domande. Sì. Qual è il guadagno per il comune per l'affitto dello stadio, per gli eventi, concerti, eccetera? Poi un'altra cosa che riguarda la piscina terapeutica. Il sindaco, se non ho capito male, aveva fatto riferimento a lavori di qualificazione e di sostegno delle strutture non fatti. Il comune farà ricorso alla giustizia per avere eventuali danni? Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Dunque, affitto per concerti, quanto introita il comune? La prima domanda. Ma è un tema che non seguo direttamente io, adesso sinceramente non so quantificare quanto è stato previsto, non mi risulta ci fosse, la scorsa volta vi fosse un guadagno di affitto per l'occupazione del campo, mi sembra ci fosse una delibera di coorganizzazione dell'evento passato, però ecco non vorrei sbagliarmi perché è una cosa che non seguo direttamente io, ma secondo me era andata così. E per quanto riguarda invece la terapeutica, è vero quello che dice il sindaco, dai rilievi fatti dopo la demolizione ci sono state delle valutazioni tecniche che hanno dato atto di quello che dice il telespettatore sostanzialmente, e faremo ovviamente le valutazioni all'interno con i nostri tecnici. Ricordo che comunque c'è un processo penale in piedi e che quindi c'è già per quanto riguarda un procedimento penale che prende dove il comune non è parte. Non è imputata ovviamente, riguarda chi ha gestito chi ha manutenuto e costruito e progettato la struttura, e quindi c'è già incardinato questo processo. Poi per quanto riguarda un risarcimento danno si faranno delle valutazioni, anche perché la costruzione sostanzialmente era stata fatta con fondi non comunali su un terreno che non è comunale, quindi c'è tutto da approfondire, un tema anche su questa questione, che comunque ecco preciso è pesante, nel senso che insomma, se confermato quello che è emerso dai rilievi fatti, è sicuramente una situazione che va a appesantire quanto successo e fa anche preoccupare e anche ringraziare probabilmente il cielo che non è successa una disgrazia a fine luglio 2019. Infatti Luca ci scrive dicendo: sull'acqua marina l'opposizione invece di narrare cose non reali, perché non si chiede e non accende i riflettori sul perché sia crollata? Il sindaco qualche giorno fa ha detto qualcosa in proposito, cioè l'assenza di determinate strutture portanti. Credo che quella piscina sarebbe potuta crollare il giorno stesso in cui è stata aperta. Questo è grave, non il fatto che ora sembra che la situazione sia ferma e che il che non è vero, dice Luca. Invece Nadia scrive: avrei piacere di sapere se è competenza dell'assessore Lodi la manutenzione dei servizi igienici all'entrata di Miramare. In questi giorni, dopo tanto che non andavo a passeggiare lì, ho trovato lo stesso degrado. Mi dispiace perché il castello è così ben tenuto, il benvenuto invece fa proprio vergognare. No, purtroppo non rientra tra le competenze delle nostre, quindi mi dispiace, ma insomma potremmo al limite scrivere al Castello di Miramare, alla Contessa, insomma far presente, insomma, quindi anche perché so che lì si tratta tanto da fare per migliorare, ha reso migliore anzi il Castello dando dei numeri positivi che poi si ripercuotono sulla città, quindi assolutamente direi che insomma faremo presente. Alla faccia del telespettatore che critica le rotonde, io ringrazio per le rotonde fatte e spero che se ne faranno altre su incroci critici. Grazie all'assessore Lodi per il suo lavoro, scrive Grazia. Grazie. Comune, perché lasciate che le isole ecologiche di in via Ponziana si riducono a queste condizioni? Sono sporche, circondate da fango, a noi cittadini passa la voglia di usarle. Ogni tot potrebbero pulire la strada. Leggo le foto, buon anno. Quindi la pulizia della strada che è oggetto di questa segnalazione. Per la pulizia dei cassonetti invece ricordiamo che bisogna fare riferimento ad Acegas, lo consiglio perché con lo strumento anche rifiutologo che utilizza il gruppo rispondono tempestivamente, quindi possono sostituire qualora i cassonetti dovessero essere rotti o sporchi. Posso approfittare? Prego, ci dica anche perché abbiamo pochi minuti. Quindi ci tenevo anche a dire che abbiamo avviato degli appalti in questo fine anno, e quindi appalti, ecco, per essere più concreti, veri, con l'impresa che lavora, ecco, quindi qui non stiamo parlando di progettazione, che ha comunque le sue tempistiche. Abbiamo la scuola Caprin che dopo tanti anni vede l'avvio del cantiere, circa 6 milioni di euro, abbiamo già l'impresa che si sta adoperando per avviare i lavori adesso. Ricordo che lì faremo una nuova palestra, finalmente avremo un nuovo spazio palestra. Abbiamo avviato poi i lavori della scuola di Via Tigor, anche quindi vedremo fisicamente l'impresa, consegnati a fine novembre, quindi vedremo concretamente l'impresa all'opera. Quindi Via Tigor, la scuola Sauro Spaccini
è la succursale Dante, che vedrà quindi la ristrutturazione e messa in sicurezza da un punto di vista antincendio e antisismico del plesso, e dopodomani saremo in conferenza stampa per la nuova scuola tampone che prenderà avvio con lunedì, che è la scuola Corsi, che da lunedì vedrà il suo ingresso al Molo Quarto. La dirigenza scolastica sta facendo il trasloco, venerdì saremo lì, presenteremo questi spazi che sono proprio belli, è una zona centrale della città, è comoda per i genitori e i ragazzi, quindi i ragazzi della Corsi, grazie anche alla collaborazione con TTP, vedranno quindi la nuova anno scolastico, una scuola nuova, per permettere quindi l'avvio alla Corsi dei lavori anche lì e di messa in sicurezza dell'edificio. Domanda, curiosità un poco sciocca, ma chi entra nel Molo Quarto per prendere i figli, metti che hanno bisogno di una mano e tutto, devono pagare? No, hanno uno scarto di tempo, nel senso che accedono, c'era poi anche TTP che aveva dato questa comunicazione recentemente, non so se sia 10 minuti o qualcosa di più, qualcosa di meno, ma hanno la possibilità di entrare e uscire per accompagnare il ragazzo, poi c'è tutto il percorso, sono a piedi. Certo, quello a piedi poi insomma sappiamo essere gratuito. Tempo veloce per una telefonata, poi chiudiamo, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono Gabriela. Guardi, per fortuna abbiamo l'opposizione che anche parla un poco di questi lavori pubblici, ma io vorrei sapere del Ponte Bianco e Ponte Verde, perché anche lì ci sono i tir che girano in città, li vedo dappertutto e veramente sono molto pericolosi per la cittadinanza. Vero. Grazie. Grazie, sì, ne ho visto uno l'altro giorno che infatti ho detto ma questo non dovrebbe circolare. Esatto, abbiamo il problema dei tir che va ovviamente risolto. Il problema principale è ovviamente il Ponte Bianco, Ponte Verde, quell'appalto che era partito male, ma era un appalto di manutenzione, non era di sostituzione del ponte. Abbiamo ricevuto le risorse dalla Regione, le abbiamo inserite nel bilancio di dicembre, abbiamo un progetto da portare avanti che è l'esecutivo, quindi potremmo anche questo appaltarlo, unitamente anche i lavori del ponte di Brigata Casale, che anche quello dove faremo anche lì una manutenzione, abbiamo le risorse a bilancio, quindi adesso c'è tutta la fase di progettazione e poi avvio della gara. Ci sarebbero tante altre cose da dire, se c'è un'ultima priorità che si sente di menzionare di cui non abbiamo parlato questa mattina? Ma in realtà, ecco, queste erano le cose, ovviamente i lavori pubblici che prendono tanto, io la delega anche allo sport, avremo, insomma c'è un impegno anche per quanto riguarda la realizzazione degli eventi sportivi, uno a cui ci tengo che è il primo dell'anno, che andremo a realizzare, sarà la finale di Coppa Italia femminile al Palazzetto. E quindi io ringrazio la Federazione Pallavolo Micheli di aver portato l'evento alla nostra attenzione al Comune di Trieste, che sarà parte attiva nella realizzazione di questo evento sportivo, che sarà un evento sicuramente di grande richiamo, con la presenza anche della televisione, quindi il primo evento sportivo importante che portiamo in città quest'anno, e quindi sono proprio soddisfatta, insomma lavoriamo anche per lo sport. Grazie all'assessore comunale ai lavori pubblici e sport Elisa Lodi, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi, buon anno ancora e grazie dell'invito. A tutti voi una buona giornata, arrivederci.